Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta e davvero tanta cronaca oggi all'ordine del giorno. Torneremo a parlare del duplice femminicidio avvenuto nel Vicentino. Fra qualche minuto ci collegheremo con la nostra Luisa Bertini per fare un po' il punto della situazione, però sarà solo l'autopsia che chiarirà poi la sequenza dei due omicidi, quello delle due donne di Gabriela e di Lidia, la ex moglie dell'assassino. Quindi sentiremo poi le ultime notizie di questo fatto gravissimo che ha sconvolto davvero l'Italia intera. Un altro fatto che è accaduto e che lascia davvero perplessi e che preoccupa è l'evasione dal carcere di Treviso Santa Bona di 3 detenuti. Questa notte 2 sono stati prontamente ripresi dalla polizia penitenziaria e riportati in carcere, uno invece è riuscito a fuggire. Ne dà notizia Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria. Verso le 5 di questa mattina 3 detenuti di origine albanese, dopo aver tagliato le sbarre della cella del carcere di Treviso in cui erano ospitati ed essersi calati con le lenzuola, si sono dati alla fuga. 2 sono stati, come detto, ripresi dalla polizia prima ancora che lasciassero l'istituto, l'altro invece è riuscito a far perdere le proprie tracce ed è ora ovviamente ricercato dalla polizia penitenziaria e dalle altre forze dell'ordine. Il fuggiasco, 27 anni, era trattenuto su un mandato d'arresto europeo per tentato omicidio, rapina, detenzione di materiale esplosivo e di altri reati connessi al traffico di stupefacenti, tutti commessi fuori dall'Italia. Dunque un uomo è ora caccia all'uomo in tutta Italia. L'uomo è fuggito alle 5 di questa mattina dal carcere Santa Bona. Ci colleghiamo, lo vedo già sullo schermo, Andrea Martello, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Partiamo con 2 notizie di cronaca. La prima, insomma, ne abbiamo parlato ieri, un fatto gravissimo, un duplice femminicidio e insomma ancora la strage delle donne, ed è davvero una questione di cui si continua a parlare, un fenomeno che davvero non si fermerà mai. Guardi, ci troviamo davvero di fronte ad una tragedia che segna la nostra comunità e che interroga profondamente tutti quanti noi. Innanzitutto dobbiamo dire che nessuna donna può essere lasciata sola e dobbiamo dire che bisogna dare effettività alle misure giudiziarie che devono essere applicate quando sono previste. E ancora dobbiamo dire che è necessario aumentare i presidi sociali sul territorio, quei presidi di sicurezza che non lasciano solo le donne, e naturalmente è necessario dare vita ad una cultura profonda, ad una vera e propria rivoluzione culturale che si basi sul rispetto tra le persone, sul rispetto delle differenze, sul rispetto dei sessi, sul non possesso della donna. Credo che sia un vero e proprio nuovo alfabeto delle relazioni umane che noi dobbiamo fin dalla scuola tentare di costruire, ed è per questo davvero che ci vuole un patto civico fra le istituzioni, i servizi sanitari, la scuola, per fare in modo che tragedie di questo genere non si ripetano, e purtroppo non è la prima volta che accadono in Veneto, e non si ripetano e non lasciano nessuno indifferente, perché Ecco, non è possibile pensare che poi di tutto questo non dovremmo più occuparci perché è passata, diciamo, la tragedia. No, ogni giorno questa cultura della prevenzione e del rispetto deve essere costruita nelle nostre relazioni e nella nostra società. Ecco, tanto stanno facendo anche le forze dell'ordine con le stanze nelle caserme, ad esempio quelle dei carabinieri, per accogliere le donne vittime di violenza. Si sta facendo molte iniziative da parte di tutte le associazioni.
qualcuno dice forse manca qualcosa nella giustizia, cioè adesso ci sono delle indagini in corso, si cercherà di capire come quest'uomo si possa essere avvicinato alla sua ex moglie, ma dove fra l'altro c'era stata una denuncia, anzi più denunce, dove lui insomma non avrebbe dovuto nemmeno avvicinarsi a questa donna. Quindi insomma forse manca qualcosa in questo caso, si potrebbe fare di più anche da un punto di vista giudiziario. Beh, ho detto prima che la cosa fondamentale è che bisogna dare effettività alle misure giudiziarie che vengono previste. Devono essere applicate e quindi applicandosi devono determinare quelle restrizioni che poi non diano la libertà a chi ha già ha avuto degli atteggiamenti violenti di poterli ripetere, di potersi avvicinare ad una donna. Certo, le forze dell'ordine fanno tantissimo, a loro va come sempre il mio plauso, la magistratura è giusto che indaghi sulla dinamica di quanto è avvenuto e che presto ci dicano una verità, ma le istituzioni, la politica devono mettere in campo quel progetto di prevenzione, di maggiore sicurezza, di case sul territorio, di case di comunità, di luoghi dove le donne, alle quali le donne possono riferirsi, facendo in modo che nessuna venga lasciata sola. Guardi, questo lo dobbiamo alla nostra società, a tutti quanti noi, alle nuove generazioni, lo dobbiamo anche ai figli di queste donne, sì, che rimangono da soli e ai quali per loro bisogna pensare ad un futuro diverso. Altro fatto di cronaca, l'ho letto prima, l'ho detto prima, è l'evasione di 3 detenuti, 2 sono stati ripresi immediatamente dalla polizia penitenziaria, 1 invece è tuttora ricercato, fra l'altro insomma i reati sono gravissimi, reati per i quali lui insomma era in carcere perché partono dal tentato omicidio alla rapina, detenzione di materiale esplosivo, insomma una persona pericolosa, hanno tagliato le sbarre, si sono calati con delle lenzuola, sembra davvero un film, in realtà è successo. La polizia penitenziaria dice però insomma per tutelarci, per garantire la sicurezza, dice non si può prescindere dall'adeguamento degli organici della polizia penitenziaria mancanti di 18.000 unità. Si torna a parlare della carenza di organico soprattutto fra la polizia penitenziaria. Sì, adesso non voglio da un caso particolare far discendere un ragionamento più complessivo perché non siamo ancora a conoscenza della dinamica dei fatti. Quello che è certo, quello che ha detto lei, è che ci troviamo di fronte a una situazione grave e mi auguro che al più presto venga restituito al carcere detenuto, e sono certo che le forze dell'ordine in questo momento stanno facendo tutto quello che devono fare per poterlo nuovamente portare in carcere. Mi auguro che questo non determini nessuna preoccupazione per la popolazione e certo c'è bisogno di un intervento più complessivo che riguarda la situazione delle carceri e che riguarda anche il personale della polizia penitenziaria, e noi sappiamo che ci troviamo di fronte a situazione delle carceri in cui c'è sovraffollamento e ad una carenza di addetti di polizia penitenziaria. Su questi 2 fronti bisogna sicuramente intervenire tutto questo deve essere all'attenzione ovviamente della politica, del governo, del Ministero della Giustizia, affinché si possa dare efficacia anche a questo tipo di interventi. Cambiamo argomento, lasciamo per un momento la cronaca, poi in attesa di sentire la nostra Luisa Bertini invece sul duplice femminicidio. Parliamo di lavoro, del salario minimo, la direttiva dell'Unione Europea. Beh sì, credo che sia una decisione molto importante che è stata presa in Europa nel corso di questa settimana, cioè quella di adottare una direttiva per il salario minimo. Saranno poi adesso i singoli Stati membri e anche l'Italia a dover decidere come applicare questa direttiva. Certo mi pare molto importante per arrivare ad un lavoro più dignitoso e meglio pagato, e cioè alzare, diciamo così, fare in modo che ci sia un lavoro dignitoso che determini che sia non ci possono essere persone che guadagnano lavorando un'ora 3 euro o 5 ore, è un fatto di dignità
ed è un fatto di diritti. Si dovrà aprire ora una negoziazione tra imprese, governo e sindacato, e mi auguro che questa possa avvenire in tempi rapidi e che quindi ci sia un avanzamento sul fronte dei diritti, come avviene già in altri paesi europei, come per esempio avviene in Germania. Poi davvero non ci vedo nessuna contrapposizione tra un salario minimo più giusto e più equo, e quindi un lavoro meglio pagato, la necessità di fare altri interventi che possono portare alla riduzione del cuneo fiscale, cioè ad una riduzione del costo del lavoro anche per le imprese, oltre che per i lavoratori. E sono due elementi fondanti di una nuova politica del lavoro che vanno tenuti assolutamente insieme, senza nessuna contrapposizione. Io le chiedo solo se può attendere un attimo, perché abbiamo la nostra Luisa, eccola qui, Bertini, da Vicenza, per il duplice femminicidio. Tanti interrogativi ancora, Luisa, buongiorno. Siamo davanti al tribunale perché ovviamente la vicenda si sta delineando di ora in ora e la procura, come anticipavi, ha tanti interrogativi ancora da chiarire su quello che è stato il duplice omicidio, che ha tenuto tra l'altro col fiato sospeso tutta Vicenza per tutta la giornata, con un gran dispendio di energie e di forze dell'ordine, con pattugliamenti proprio alla ricerca del killer. Folle fuga culminata poi, come sappiamo, in tangenziale, e il duplice femminicidio che si è lasciato alle spalle, partendo la mattina con l'omicidio di Lidia Milikovic, la 42enne serba, la sua ex moglie, che ha freddato con colpi di pistola, poi la sua folle fuga culminata con il secondo omicidio di Gabriela Serrano, venezuelana di 36 anni, anche lei madre di 2 bambini, che sarebbe appunto l'attuale compagna del killer Zlatan Vasiljevic, di origine bosniaca, che poi si è tolto la vita, e i corpi suo e della attuale compagna Gabriela Serrano sono stati trovati poi all'interno dell'auto in tangenziale appunto dalla polizia, che è dovuta intervenire con gli artificieri proprio perché l'automobile era conteneva dell'esplosivo. Ecco. Interrogativi aperti che riguardano proprio questa seconda persona, quindi Gabriella Serrano, perché ci si chiede se sarebbe stata già a bordo dell'auto o meno quando il killer ha raggiunto la ex moglie, quindi già dalla mattina, se fosse in qualche modo complice o in presenza appunto di questo primo omicidio. Poi mentre i due erano in fuga, quindi con un colpo di pistola alla testa lui ha freddato anche questa donna con la stessa pistola calibro 22 con la quale poi ha sparato contro se stesso, si è sparato in bocca, e le indagini dovranno appurare anche la cronologia, quindi la cronologia dell'omicidio-suicidio, perché è possibile che l'uomo abbia fatto fuoco contro la Serrano durante la fuga in macchina, quindi prima di fermarsi e accostare con la Mazda, dove poi sono stati ritrovati entrambi i corpi, sulla tangenziale di Vicenza, per poi togliersi la vita. Nella vettura c'erano non solo la pistola con la quale ha fatto fuoco, ma anche una pistola di piccolo calibro e munizioni, oltre a una seconda granata di produzione slava, oltre a quella che Zlatan ha lanciato durante la fuga. Diciamo, di questi elementi se ne è venute a conoscenza molto più tardi. Questo perché? Perché l'esplosione della bomba, di cui poi gli artificieri hanno trovato il cratere dell'effettiva esplosione, è stata lanciata verso la carreggiata dell'autostrada e aveva danneggiato la vettura di un uomo che però non si è reso conto subito di quel che stava succedendo, soltanto successivamente, portandola dal carrozziere. Il carrozziere ha appurato che si trattava appunto di pezzi di granata esplosa, e quindi l'uomo ha sporto denuncia. Quindi tutti elementi che si sono ricostruiti nell'arco di una giornata che è stata una giornata folle, così come si sta ricostruendo anche la psicologia criminale. Ovviamente tutto quello che in queste circostanze parla di una dietrologia sconcertante oramai, insomma, che
serve a ben poco. Comunque quello che riguarda la ricostruzione psicologica della sua follia criminale, insomma, che si può ricostruire anche da pagine Facebook di qualche anno fa, in cui l'uomo sosteneva che l'uomo non è fatto per le sconfitte, non può essere distrutto e neanche sconfitto, quindi insomma una psicologia sicuramente anche questa da approfondire. Ecco Luisa, solo una domanda, ne parlavamo anche con il segretario del Partito Democratico regionale, la moglie lo aveva, l'ex moglie anzi per la precisione, lo aveva denunciato più volte, insomma di quest'uomo aveva paura e c'era una denuncia, c'era anche un provvedimento di allontanamento e di avvicinamento alla donna. Esatto, c'era stato nel 2019, la donna l'aveva denunciato, tanto più che c'era stato anche un processo e sì, lui pendeva su di lui questo provvedimento di allontanamento, ma ieri anche ricostruendo il rapporto tra i due, ricostruzione che ci ha fornito il datore di lavoro della donna, nonché fratello dell'attuale compagno di Lidia, quindi potremmo definirlo il cognato acquisito, diciamo così, ha detto che questa relazione effettivamente andava avanti a tribunali, andava avanti a denunce, quindi era tutt'altro che concluso. Però diciamo ci sono stati anche periodi di apparente quiete, per cui è stato probabilmente anche difficile anticipare il gesto criminale, almeno appunto da quanto siamo stati in grado di ricostruire fino ad oggi. Luisa, ti ringrazio. Ovviamente qualsiasi notizia tu possa avere, richiedici subito la linea. Grazie davvero Luisa, grazie e buon lavoro. Noi torniamo con Andrea Martello, segretario regionale del Partito Democratico. Ecco qua. Segretario, dunque ha sentito insomma una vicenda davvero, l'abbiamo già detto, quindi non ne torniamo a parlare più, ma insomma una vicenda che lascia anche l'amaro in bocca, perché insomma qualcuno si domanda davvero si poteva magari prevenire questo fatto, forse no, però insomma rimangono davvero tanti interrogativi a cui bisognerà dare una risposta, anche perché tragedia nella tragedia, ci sono 4 figli, 2 dell'ex moglie e 2 della fidanzata che sono rimasti senza le loro mamme. Parliamo però di un altro argomento che continua a far discutere, di cui tutti insomma ne parlano, dell'autonomia. Legge quadro insomma pronto, dicono anche da parte della Lega, anche noi ce l'abbiamo. Non lo so, vedremo nei prossimi giorni. Io so che cosa ha fatto il Partito Democratico del Veneto. Siccome riteniamo che l'autonomia sia importante, abbiamo deciso di fare una proposta per uscire dallo stallo che si è determinato e per farlo abbiamo detto, invece di proporre di avere 23 materie senza ottenerne nemmeno una, concentriamoci su alcune materie fondamentali che possono rendere più competitiva la nostra regione: lavoro, formazione, impresa. E poi abbiamo detto, siccome siamo un partito che vuole offrire un punto di vista nazionale dal Veneto, proponiamo una legge quadro che possa favorire le regioni come il Veneto di applicare una forma di autonomia differenziata nel quadro di una unità nazionale, quindi senza venir meno a un presupposto fondamentale che è quello della coesione nazionale. Pare che la nostra proposta sia una proposta che sta facendo discutere e positivamente, che è stata capita da molti. Devo ringraziare per averci lavorato in modo particolare Ivo Rossi, che è stato sindaco di Padova e consigliere regionale, e che su questo punto davvero ha dato un contributo fondamentale. E ora vedremo il ministro Gelmini se porterà la legge quadro in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento, e noi diremo la nostra, visto che ne abbiamo proposta una, la correggeremo se ci sono delle cose da correggere, lo diremo, e mi auguro che in questa legislatura si possa raggiungere un risultato, magari fuori dalla propaganda, fuori dalla retorica leghista, voglio tutto subito, e invece pensando a qualcosa che si realizza davvero, perché se in questi 4 anni non si è realizzato nulla, forse è necessario pensare
ad un percorso diverso. Noi abbiamo proposto una soluzione da questo punto di vista. Qualcuno si domanda tempistiche, insomma, dopo tanta attesa, secondo lei? Ma le ho detto, se il ministro Gelmini propone questa legge quadro e la fa approvare in tempi rapidi, entro l'estate in Consiglio dei Ministri, lo scorcio di legislatura rimanenti io credo che possa favorire anche un'approvazione da parte del Parlamento. Certo, bisognerà entrare nel merito, vedere le cose che funzionano, quelle che devono essere corrette, ma io penso che se si parte con buona volontà e con la volontà di ottenere un risultato, questo sarà anche possibile. Grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro anche a lei, grazie. Noi torniamo a parlare di cronaca, continuiamo dunque con la cronaca, sempre nel Vicentino, evasione fiscale. La Finanza di Vicenza confisca 190.000 euro ad un imprenditore vicentino. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito una confisca per equivalente fino a concorrenza di oltre 190.000 euro nei confronti di un imprenditore vicentino impegnato nell'attività di commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici. Le indagini sono partite da una precedente indagine di verifica fiscale del 2019 riguardante gli anni di imposta 2015-2016, al termine della quale l'imprenditore era stato denunciato per aver occultato fatture di vendita al fine di evadere le imposte. Era stato possibile scoprire e ricostruire un volume d'affari non dichiarato per più di 400.000 euro. Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, il giudice ha disposto la confisca del profitto del reato fiscale per la somma di oltre 190.000 euro. Ed ancora cronaca, il trattore è scivolato lungo la sponda del fossato e si è ribaltato. Franco Rizzo, 53enne di Conselve, morto sul colpo martedì pomeriggio mentre stava lavorando con il suo trattore il terreno di sua proprietà al confine fra Conselve e Terrassa Padovana in località Beolo. Restano ancora da chiarire le esatte circostanze dell'infortunio mortale, perché martedì pomeriggio Rizzo era solo a bordo del suo piccolo trattore. In quel punto l'acqua è profonda, poco meno di 1 metro, ma l'uomo è rimasto imprigionato purtroppo sotto il trattore e per lui non c'è stato davvero nulla da fare. Ed ora ci spostiamo invece nel Trevigiano per un incendio la notte scorsa in una ditta di Biancade. Non si esclude il dolo. Non escludono la pista dolosa i carabinieri che stanno indagando sul rogo che la scorsa notte si è sviluppato nel piazzale esterno della Reflex, ditta di Biancade. Le fiamme hanno danneggiato oltre 400 pannelli solari dismessi che si trovavano all'esterno dell'azienda. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Treviso che hanno spento l'incendio. Sul posto anche il comandante della stazione dei carabinieri di Roncade che, visto il fumo sprigionato dal rogo, ha informato dell'accaduto l'ARPAV, che ha eseguito tutte le verifiche del caso sulla qualità dell'aria. Ora sono in corso le indagini sulle cause dell'incendio. Non viene tralasciata alcuna ipotesi, nemmeno quella del dolo. Parliamo di alloggi popolari, un'inchiesta di procura e carabinieri raffica di perquisizioni 30 indagati, tra i quali decine di rom e 5 dipendenti comunali di Treviso. I reati vanno dalla corruzione all'abuso d'ufficio, il blitz anche negli uffici del servizio Case, sportello unico edilizia del comune di Treviso. Sentiamo. Il blitz dei carabinieri è scattato alle prime luci dell'alba. I militari del nucleo investigativo hanno effettuato una raffica di perquisizioni in città a Treviso e in altre località. 30 sono le persone indagate per i reati che vanno dalla corruzione all'abuso d'atti d'ufficio. Nel mirino le case popolari che sarebbero state assegnate a persone che non ne avevano i requisiti. Gli elementi raccolti avrebbero fatto emergere una situazione che andava avanti da anni, assegnazioni di case in cambio di promesse o di altri beni. Le indagini sono scattate quando ai carabinieri
sono arrivate alcune segnalazioni. I militari poi hanno seguito un filone che ha portato all'operazione di questa mattina. Su decreto della Procura della Repubblica, gli uomini dell'Arma si sono presentati negli uffici del Comune di Treviso, del Servizio Casa e dello Sportello Unico per l'Edilizia. Tra le persone che a vario titolo risultano indagate nell'inchiesta ci sono 5 dipendenti comunali, tra cui un dirigente e un funzionario, tutti in servizio negli uffici perquisiti. Non solo, sono state controllate anche numerose abitazioni. Tra i denunciati molti sono cittadini di etnia rom. Secondo i primi accertamenti degli inquirenti, in varie occasioni durante le assegnazioni di abitazioni ci sarebbe stata un'attività da parte di intermediari nomadi, i quali avrebbero operato pressioni negli ambienti municipali affinché determinati alloggi, tutti concentrati in precisi quartieri della città, fossero attribuiti ai loro familiari. Coinvolta nella vicenda anche l'agenzia immobiliare che gestisce da parte del Comune i rapporti con gli inquilini delle case popolari, ma nessuno tra i suoi titolari risulta indagato, così come non risultano per ora indagati amministratori. I carabinieri hanno sequestrato numerosi documenti cartacei e informatici che saranno visionati nelle prossime ore. A casa di un indagato sono stati trovati tra l'altro nascosti 20.000 euro che gli investigatori ritengono provengano da attività illecita, somma che è stata sequestrata. Auspichiamo che le indagini facciano chiarezza sulla vicenda. Siamo a disposizione della magistratura e dei carabinieri, spiega il sindaco di Treviso Mario Conte. Da parte mia c'è totale serenità e massima trasparenza nei confronti dei cittadini ai quali voglio garantire l'onestà e la trasparenza dell'operato di questa amministrazione. Se qualcuno avrà sbagliato poi se ne assumerà le responsabilità e di certo sarà l'amministrazione la prima a costituirsi parte civile. E torniamo ora a parlare della strage, davvero delle stragi delle donne. Lo facciamo con Fortunata Pizzoferro, che è vicepresidente dell'Ordine dei Psicologi del Veneto. Buongiorno. Buongiorno. Purtroppo torniamo a parlare di uno dei fenomeni che ormai di cui ne abbiamo parlato davvero tanto, una strage però che non si ferma, un duplice femminicidio ieri nel Vicentino, davvero un fatto di sangue, sembra quasi che non abbia precedenti, 2 morti a distanza davvero di poche ore, ha ucciso 2 donne. Sì, purtroppo si parla di questi fatti sempre quando ci sono delle polarizzazioni in un senso o nell'altro. Normalmente si parla di donne da una parte quando ci sono i femminicidi oppure dall'altra quando ci sono notizie di cronaca come la rivoluzione del doppio cognome. Forse dovremmo interrogarci su cosa facciamo quotidianamente per modificare anche uno stile di pensiero, per modificare anche un vivere comune nelle società e pensare che questi fatti non accadrebbero se lentamente si modifica la forma mentale nella quale ci si relaziona tra maschi e femmine. Dice appunto bisogna parlarne, non solo ovviamente quando accadono questi fatti che sono gravissimi, bisogna parlarne sempre, si cerca di parlarne sempre, si parla, si dialoga con le associazioni, si dialoga anche con le forze dell'ordine. Abbiamo visto tante le iniziative che sono state messe in cantiere nell'ultimo periodo, ma anche con le forze dell'ordine, con le stanze degli ascolti. Eppure forse si dice manca qualcosa da un punto di vista giudiziario, se le donne denunciano ci sono questi provvedimenti, però poi accade quello che è accaduto, per cui le donne psicologicamente si sentono indifese. Manca sicuramente tutto l'aspetto della prevenzione, appunto nel fenomeno culturale del poter parlare con tranquillità di una modificazione di qual è l'assetto culturale della società. Appunto parlavo prima dei fatti di cronaca di cui si è parlato recentemente, anche il dare il cognome materno al posto del cognome paterno, oppure poterli dare tutti e due, è semplicemente una trasformazione di quel senso di possesso che magari c'è stato negli anni, che era anche visibile nel concetto di patria potestà e quindi quello del cognome. La patria potestà ha in sé quel concetto di possesso che poi si può trasformare nei casi singoli nell'idea che se io sto male allora posso portarti via con me perché sei una cosa mia. Allo stesso modo quando si è parlato del
fischiare le donne per strada, è possibile o non è possibile? Perché se a qualcuno dà fastidio, perché dobbiamo continuare a farlo? Perché non si ha il diritto di dire quella cosa dà fastidio? Perché non si ha il diritto di dire che non si vuole più essere oggetti? Ecco, pensiamo che dietro questi fatti di cronaca così rilevanti, che sono comunque espressione di una patologia, espressione di situazioni che non si verificano comunemente. Se lavoriamo nella prevenzione, in quello che si verifica quotidianamente, e cominciamo a cambiare anche un sentire comune di quello che è il rapporto tra una persona oggetto, quindi una persona di cui io posso anche fare ciò che voglio in un determinato momento della vita, ecco, quando si comincia a lavorare sulla prevenzione e modificare questa forma di pensiero, allora si possono ridurre anche questi esiti eccessivi e di cui poi finiamo a parlare quando è troppo tardi. Volevo anche commentare con lei le parole dell'assassino, che diceva, ha preso degli spunti da Hemingway, quando dice: l'uomo non è fatto per le sconfitte, un uomo può essere distrutto ma mai sconfitto. Queste sono le citazioni che ha scritto proprio l'assassino, il bosniaco, autore del duplice femminicidio. Sono frasi forti che fanno davvero pensare. Che sono l'estremizzazione anche qua di un fenomeno culturale, no? Parimenti ai bambini viene detto, ai maschietti, non puoi piangere, non puoi mostrarti debole, un uomo non si mostra debole, e si arriva poi come esito al fatto che io non posso comunicare che avevo dei problemi, delle debolezze, devo mostrarmi tutto d'un pezzo, ma invece di riflettere sul mio malessere, quindi tendo all'azione. Sì, sono frasi che in questo momento fanno pensare, quindi le riconduciamo a un tipo di cultura, a una psicopatologia, però interroghiamoci se fin da piccoli non educhiamo bambini e bambine anche ad andare in una certa direzione. Si può fare di più, si deve fare di più. Possiamo sempre, quotidianamente, fare di più e contribuire tutti quanti appunto a trasformare questa dicotomia tra ciò che è l'essere maschio e l'essere femmina, e anche trasformare il modo in cui si può stare in relazione, in cui si può comunicare, che ognuno è in pieno possesso di se stesso e non possiede l'altra persona, e che nel momento in cui si sta male si può chiedere aiuto sia nella parte della vittima sia nella parte dell'aggressore. Quindi sicuramente dobbiamo creare più contesti e più associazioni e sempre più luoghi dove le donne possono chiedere aiuto. Abbiamo un problema di collegamento, vediamo se... Eccolo qua, ecco, la rivedo. Se lei dovesse dare un consiglio alle donne, a queste donne che sono vittime di maltrattamenti, vittime di aggressioni, e purtroppo poi, non sempre fortunatamente, ma poi sfociano in questi atti davvero feroci, che cosa consiglierebbe? Perché rimane la paura, di denunciare, la paura di essere poi, di ritrovarsi comunque da sole. Sicuramente il consiglio di non isolarsi, di mantenere una rete, perché purtroppo gli aggressori tendono ad isolare proprio per questo senso di possesso, a dire alla donna: tu non puoi frequentare altre persone. Quindi l'isolamento sicuramente contribuisce a rendere la donna sempre più vittima. Un'altra delle paure molto comuni è l'idea che nel momento in cui denuncio posso ritrovarmi per strada, possono portarmi via i figli, quindi è importante che ci sia comunque una rete di protezione e che ci sia anche una rete dal punto di vista giudiziale, e sapere che nel momento in cui si denuncia non è vero che non sei da sola e sei vittima, perché ti possono portare via tutto, perché comunque ci sono anche delle leggi che ti possono proteggere. La ringrazio, grazie davvero, speriamo davvero che si possa fare di più, perché insomma si riesca ad arginare questo fenomeno che
ha lasciato oggi stupefatti, ma come dice lei forse bisogna parlarne sempre di più per cercare insomma di prevenire se possibile. Grazie davvero. Grazie, arrivederci e buon lavoro. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio, una notizia di cronaca: il tratto autostradale della 4 tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia è stato chiuso poco prima delle 10 a causa di un incidente che ha coinvolto un veicolo leggero, lo rende noto Autovie Venete. Il mezzo è andato a sbattere contro la barriera laterale, una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto la polizia stradale, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. È stato chiuso fra l'altro anche l'allacciamento A4 A34 in immissione verso Venezia. E torniamo ora a parlare del grave fatto, ne abbiamo parlato in apertura di questa edizione, del duplice femminicidio. Una delle vittime era del padovano. Ne parliamo insieme alla nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Daniela, mi trovo nella sede padovana del Centro Veneto Progetti Donna. Qui con me c'è la referente Mariangela Zani, che purtroppo ci troviamo a intervistare ancora nel giro di poche settimane, ancora per parlare di femminicidio e soprattutto ancora una volta del fallimento di tutte quelle misure restrittive che limitano magari l'avvicinamento degli ex mariti, degli ex compagni alle donne, come in questo caso, perché lo abbiamo raccontato nei nostri servizi di cronaca. Zlatan era stato arrestato nel 2019, eppure ieri è riuscito ad uccidere non solo l'ex moglie ma anche la compagna con cui aveva interrotto la relazione a marzo di quest'anno. Sì, sicuramente noi pensiamo che agire su questo fenomeno da un punto di vista securitario, quindi agendo solo sulle misure cautelari o sulla punizione del reato, non sia la soluzione. Dobbiamo agire nella prevenzione e lavorare con i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, per far conoscere loro che uomini e donne hanno gli stessi diritti, che non hanno nessuna differenza e soprattutto che le donne hanno il diritto a poter scegliere di vivere. Gabriela e Lidia, le due vittime della follia omicida di ieri, avevano denunciato le minacce, le violenze. Fatti come questi possono magari scoraggiare le donne che ci stanno ascoltando, che subiscono violenze e vessazioni e che dicono: ma alla luce di questi fatti che senso ha denunciare? Fatti come questi non devono far scoraggiare le donne nel chiedere aiuto, anzi le donne devono sapere che esistono i centri antiviolenza nella nostra regione, nelle città dove viviamo, e a cui si può rivolgersi e avere la protezione necessaria da questo tipo di rischio. C'è una rete nel territorio che offre appunto degli strumenti a queste donne per mettersi in sicurezza. Non dobbiamo pensare che questa sia la normalità, anzi, e non dobbiamo nemmeno stare in silenzio di fronte a queste tragedie, dobbiamo gridare ad alta voce, chiedere anche alle istituzioni di fare di più. Ecco, Gabriela era in macchina con Zlatan, ma la macchina era dell'ex marito di Gabriela, quindi la procura sta anche cercando di capire il ruolo della donna. Molto probabilmente potrebbe essere stata minacciata per avere la macchina. Sicuramente non credo ci sia nessun tipo di complicità da parte della vittima, ma sicuramente una coercizione di un uomo che abbiamo visto, insomma, non aveva scrupoli e l'aveva anche minacciata di morte più volte, per cui io penso davvero che anche in questo caso ci sia una vittima che è stata vittima 2 volte. Prima di restituire la linea allo studio, allora ricordiamo anche il numero verde a cui si possono rivolgere le donne vittime di violenza: 881 46 81. Risponderanno appunto le operatrici del Centro Veneto Progetti Donna. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentin, grazie anche alla tua ospite. Noi continuiamo con la cronaca. Ha trovato un biglietto in casa dei 2 coniugi rinvenuti i cadaveri nella loro casa di Galliera, un dramma della solitudine.
Un biglietto per spiegare l'incapacità di vivere senza la sua compagna di vita. Lei morta, voglio morire anch'io. Così ha scritto Giustino Testa, 69 anni, trovato cadavere insieme alla moglie Luisa Ciaburri, 64 anni, nel loro appartamento del Residence Bella Vista in Viale Venezia, Galliera Veneta. La coppia era morta da almeno 2 settimane, stesi a letto, uno accanto all'altra. Ancora non sono chiare le cause dei decessi, per questo il pubblico ministero che indaga ha disposto l'autopsia su entrambi i corpi. L'ipotesi più probabile è che la donna sia morta per cause naturali e che il marito, incapace di reggere il dolore, si sia tolto la vita avvelenandosi. L'allarme è stato dato da una vicina preoccupata per la puzza terribile che si sentiva uscire dalla porta accanto alla sua. Da giovedì scorso, un forte odore, ma tanto forte proprio. Una puzza che pensavamo che fosse magari qualche bestia morta, sai. E invece dopo mia figlia ha chiamato i vigili e tutti sono venuti qua stamattina e li hanno trovati morti tutti e 2. Non uscivano mai perché lei era inferma. Quindi erano sempre in casa? Sempre in casa, mai vista fuori. Neanche lui poco. Stavano da soli così, come fanno tante persone. Certo è che c'è tristezza a vedere che succedono queste cose proprio alla porta accanto. Altro che triste, ma tanto anche se non si conosce. La coppia era seguita dai servizi sociali del comune di Galliera Veneta, solo il marito usciva di casa per la spesa, Luisa Ciaburri invece non si vedeva mai. Il sindaco spiega come si fosse mosso per aiutare i 2 coniugi che vivevano da un anno nell'appartamento di Viale Venezia con una pensione minima. C'è stata una richiesta di un aiuto prima economico e dopo anche un aiuto di avere un appartamento a disposizione. Le abbiamo dato a questa famiglia che ora anche era molto ridotto il canone del mensile per loro. Avevano figli, si sa se avevano qualche familiare? No, noi sappiamo che non ha nessun figlio e anche nessun parente. Loro sono di provenienza Milano e sono circa 20 anni che abitano qui a Galliera. Lui lavorava su una ditta qui di Galliera. Ed ora invece ci spostiamo nel veneziano, la vedo già sullo schermo, dove per noi c'è la nostra Ilaria Marchiori dalla Guardia di Finanza per un'operazione delle Fiamme Gialle. Ilaria, a te la linea. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui nella sede del comando della Guardia di Finanza di Mestre. Insieme a me c'è il generale Giovanni Salerno, il comandante del nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle veneziane. In realtà non si tratta di un'operazione ma di un accordo che è stato stretto proprio tra la Guardia di Finanza e il corpo della polizia municipale di Venezia per una stretta sull'abusivismo proprio in centro storico, soprattutto adesso che è ripartito tutto, che sono tornati i turisti e dunque c'è bisogno di una stretta. Una stretta, comandante, innanzitutto benvenuto in questa diretta che parte da giugno e durerà per tutta la stagione estiva. In che cosa consiste? Sì, allora è una sorta di intensificazione dei controlli nei confronti delle strutture ricettive, ma orientata soprattutto a quelle strutture ricettive cosiddette complementari, cioè parlo di locazioni turistiche, bed and breakfast, alloggi turistici, che negli ultimi anni, negli ultimi decenni hanno preso molto piede qui a Venezia, superando in alcuni casi come offerta alloggiativa quelli che sono invece i tradizionali alberghi ed hotel. Quindi un'intensificazione di controlli che dura tutta la stagione estiva, da giugno fino a fine agosto, e che nasce da un'intesa, da una collaborazione con la Polizia Municipale. Non è un semplice accordo, non è un semplice memorandum, qui stiamo parlando di qualcosa di assolutamente concreto e operativo, perché alla base c'è un'intesa di fare un lavoro e un percorso insieme, ma già siamo già al 9 giugno, già da qualche giorno si stanno effettuando i controlli. Questi controlli nascono da questo software che abbiamo
elaborato grazie alla componente informatica all'interno del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e che incrocia dati che è possibile acquisire dalle principali piattaforme online che fanno offerta di servizi alloggiativi, incrociare con i dati ufficiali che sono comunicati obbligatoriamente da queste strutture al Comune, ad esempio per il pagamento dell'imposta di soggiorno, l'individuazione di alcuni elementi degli alert di rischio che consente di individuare soggetti potenzialmente più a rischio, ovviamente soggetti nei cui confronti vanno poi effettuati tutti i riscontri per verificare che quelle situazioni di rischio siano confermate. Ecco, specifichiamolo, proprio potenzialmente soggetti che possono verificarsi poi come abusivi. Infatti voi avete già avuto modo, sperimentando, utilizzando questo software che non è nuovo ma è stato in qualche modo elaborato, reso ancora più specifico e ancora più nel dettaglio, esatto, performante, e vi ha permesso di vedere già qualche numero, di avere già qualche indicazione che però appunto è potenziale, perché spieghiamolo bene. No, esattamente. Allora, quando ci troviamo di fronte a fenomeni di questa portata, io adesso non ho i numeri esatti, però è facilmente intuibile che l'offerta alloggiativa veneziana è enorme, no? Per numero di posti letto, per numero di strutture, eccetera. È chiaro che in questi casi, per poter essere un efficace presidio, diciamo, di sicurezza, di legalità, occorre necessariamente andare per analisi mirate. E le analisi mirate si fanno partendo da base dati che più ampie sono, per arrivare, attraverso l'individuazione, diciamo, degli elementi oggettivi di alert o elementi soggettivi di rischio, a individuare un bacino di soggetti. Chiaro che è un dato assolutamente potenziale, perché va poi riscontrato esattamente sul campo. Però, come dire, orienta in maniera efficace le unità che sono deputate al controllo. Ripeto, sono unità miste, congiunte, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, che anziché, diciamo, andare random, vanno in maniera mirata su determinati obiettivi. Ecco, voi esaminando un po', elaborando anche questi dati che avete visto fino a questo momento, proprio anche per verificare, per toccare con mano, avete avuto modo di trovare anche qualche particolarità, qualche cosa che ci può raccontare? Ad esempio quella che senza la prenotazione effettuata non è chiaro proprio il luogo dove si trovi questa struttura ricettiva, giusto? Sì, allora, ovviamente le piattaforme sul web che offrono questi tipi di servizi sono diverse, alcune sono assolutamente note. Le abbiamo esaminate per verificare quali di queste piattaforme avessero al loro interno quel tipo di informazione e di dati che potevano essere utili per portare avanti l'analisi di rischio sulla base di incrocio con le informazioni dalle altre, per esempio, banche dati. Per cui, per esempio, in una città come Venezia, la cui topografia è un po' particolare, con calli, galletti, insomma, il dato, per esempio, della localizzazione esatta della struttura era un qualcosa che noi abbiamo cercato di valorizzare. Ecco, questo è anche molto importante. Allora, i controlli adesso sono partiti, naturalmente anche chi gestisce queste strutture, sentendo e vedendo anche le notizie sui giornali e nei nostri telegiornali, dovrebbe stare un po' più all'occhio, un po' più all'attenzione, perché l'elaborazione di questi dati è costante. Sì, assolutamente. Innanzitutto il software, come un po' nella generalità dei casi, si caratterizzano per una continua implementazione, per cui noi stiamo cercando di acquisire altre tipologie di informazioni che andrebbero a implementare ulteriormente e andrebbero ad affinare sempre più l'analisi di rischio. L'obiettivo è ovviamente quello di effettuare i controlli, ma in un'ottica diciamo di prevenzione, nel senso che
ci rendiamo conto che un'azione meramente di controllo repressiva, per così dire, con questi numeri è abbastanza aleatoria. L'obiettivo vero è quello di favorire, come dire, l'adempimento spontaneo, quindi la spontanea regolarizzazione dei vari soggetti che dovessero essere eventualmente ancora non autorizzati, abusivi e irregolari. Certo, i controlli sono stati già iniziati dai primi mesi dell'anno, ovviamente non con questo carattere di sistematicità con il quale andremo a fare in questi 3 mesi. Ovviamente saranno numerosi controlli e la possibilità quindi di incorrere in sanzioni è elevata nella misura in cui troviamo un soggetto irregolare. Non dimentichiamo un altro aspetto che per noi Guardia di Finanza è estremamente importante, c'è anche il profilo del reddituale, nel senso che ovviamente fra i tanti soggetti ovviamente noi approfondiremo dal punto di vista fiscale quelli più redditizi, remunerativi, proprio per contestare la mancata dichiarazione dei ricavi, dei compensi che vengono percepiti a fronte dell'offerta alloggiativa. Al momento voi ne avete già trovati? Sì, dall'inizio dell'anno, operando, ripeto, sempre congiuntamente con la Polizia Municipale, sono state individuate ben 15 strutture ricettive, per lo più locazioni turistiche, alloggi turistici, completamente abusive, e in alcuni casi sono stati fatti anche gli approfondimenti fiscali che hanno consentito di segnalare poi all'Agenzia delle Entrate importi sui 140.000 euro non dichiarati. Grazie Generale, come avete sentito allora i controlli saranno strettissimi tra Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Tra l'altro Polizia Municipale ha anche diffuso altri numeri per quanto riguarda invece il turismo cafone, li abbiamo visti proprio in questi giorni, migliaia di euro di multe e addirittura 4 turisti che sono stati fermati proprio mentre avevano deciso di mangiare una pasta asciutta sopra una vera da pozzo e si sono visti arrivare una multa di 4.200 euro totale. Ringrazio ancora il generale Giovanni Salerno. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, grazie anche al tuo ospite. Noi andiamo avanti e andiamo nel Padovano perché c'è stato un dramma a Montegrotto. È morto il comandante dei Carabinieri Biagio D'Angiolillo. La notizia era nell'aria da qualche ora, ma nessuno poteva effettivamente credere che sarebbe arrivato il momento, sarebbe davvero finita così. La comunità di Montegrotto, assieme a quella di Bibbione, dove aveva prestato servizio Biagio D'Angiolillo, è davvero sconvolta per la prematura scomparsa del luogotenente. Aveva già perso un figlio di 9 anni, sempre per un tumore, colto anche lui da un male incurabile purtroppo, che non gli ha lasciato scampo, è deceduto ieri nel pomeriggio. Il luogotenente era ben voluto dalla comunità, molto apprezzato dalla gente in paese per il suo lavoro e servizio delle persone. A scrivere una lettera il sindaco di Montegrotto: grazie comandante D'Angiolillo per tutto l'aiuto e per tutto quello che hai fatto per la nostra Montegrotto Terme. Avere una guida e un supporto come quello che hai saputo darmi tu è stato anche per me, fin dal primo giorno da sindaco, un motivo per affrontare anche le situazioni più difficili con serenità. È stata la nostra una fiducia reciproca, costruita in crescendo, che mi ha fatto conoscere non solo il tuo lato professionale ma anche e soprattutto dal lato umano vero, genuino e gentile, nonostante le durissime prove che la vita ti aveva riservato. Ciao Biagio. Queste dunque le parole del sindaco, ovviamente tantissimi i messaggi di cordoglio. Il corpo dell'Arma dei Carabinieri oggi è in lutto per questa scomparsa e purtroppo le condoglianze anche da parte della redazione di Antenna 3.
Noi cambiamo argomento e parliamo insomma di lavoro questa volta, parliamo di lavoro con Michele Paludetti a cui chiediamo scusa perché ha dovuto attenderci, oggi purtroppo è stata una giornata davvero piena di cronaca. Consigliere di Unione Provinciale Confcommercio, buongiorno. Capisco, buongiorno a tutti. Dunque parliamo di lavoro, parliamo del lavoro post-Covid, insomma una situazione che comunque è complicata tra luci e ombre. È complicata, sì, e sembra che il Covid in questo momento abbia causato più danni dal punto di vista anche lavorativo che altro. Ha fatto cambiare la mentalità ai giovani specialmente, che molto spesso o si dimettono dal posto di lavoro che già hanno, oppure vanno alla ricerca di qualcosa che magari può essere momentaneo. Sembra che la qualità della vita sia diventata molto più importante rispetto al lavoro, perciò è un cambio di passo sicuramente importante dal punto di vista etico e lavorativo. Mancano, come vediamo tutti i giorni, ieri siamo usciti dall'Assemblea Confederale a Roma con l'Unione e di Confcommercio ovviamente, e ci sono molti dubbi sul futuro. C'è una ricerca di dipendenti che non si trovano e non si riesce appunto a vedere chiaro per il prossimo futuro. C'è un cambiamento in atto, dobbiamo essere in grado di leggerlo bene. Ecco, si parla proprio di una mancanza davvero cronica di lavoratori. Mancano in tutti i settori dell'artigianato, ma noi di Confcommercio lo vediamo specialmente nei pubblici esercizi, in tutte le attività anche stagionali, nel commercio, e dove c'è bisogno di manodopera qualificata anche e purtroppo non si trova. Abbiamo bisogno probabilmente di rifondare tutto ciò. Il mondo del lavoro deve farsi delle domande e guardare al futuro con un altro modo. Credo che il mondo del lavoro in questo momento abbia bisogno di essere stimolato e di guardare avanti attraverso la digitalizzazione, la sostenibilità e qualcosa che vada bene anche per le nostre società, per il futuro. Ecco, si parla anche del fenomeno delle grandi dimissioni. Certo, le grandi dimissioni vengono fuori da questa idea. C'è gente che si è licenziata, ne conosciamo parecchi anche noi, e che in questo momento non cerca neanche il lavoro. C'è gente invece che cerca un part-time, non vuole rinunciare a determinate giornate lavorative, non vuole rinunciare al sabato e alla domenica per il divertimento, non vuole insomma rinunciare alla propria vita privata e di famiglia. Pro e contro anche qui. E sicuramente dal punto di vista della vita privata è un valore aggiunto. Visto dal punto di vista professionale e di crescita, sicuramente ci sarà una perdita importante per il futuro. Ecco, fra uno degli argomenti che insomma è in discussione in questo momento sono le buste paga e di lavoro per quanto riguarda i giovani, buste paga che secondo voi sono troppo scarse. Allora, anche qui c'è una diatriba tra il mondo del lavoro e il mondo delle partite IVA. Le buste paga vengono fuori, specialmente quelle delle nostre associazioni di categoria, vengono fuori dal contratto nazionale di lavoro, che è una certificazione di un contratto che viene stabilito tra la parte sindacale e il mondo del lavoro. Perciò c'è la serietà assoluta di qualcosa che è reale. Poi ci sono altri contratti, c'è il dumping, come si suol dire, che viene fuori da associazioni e da sindacati minori che però hanno in mano un'idea pirata sul settore, nel senso che guardano più gli interessi contrattuali, che vanno ci sono delle pressioni contrattuali che vanno a diminuire il costo del lavoro. Perciò c'è una parte seria e c'è qualcosa che realmente non funziona. Non funziona anche perché comunque ricordiamoci che sono anni che la politica parla del cuneo fiscale. Pertanto è vero che gli stipendi qualche volta possono essere ritenuti bassi,
però è anche vero che dobbiamo guardare il costo complessivo di ogni dipendente, quanto realmente costa l'azienda e poi purtroppo quanto va in busta paga. Che ci siano delle mele marce ovunque ci sono, però noi crediamo che solamente andando a rivedere il cuneo fiscale possiamo un po' riuscire a risolvere questo problema, che non è da poco, perché ovviamente stimolare un giovane nel mondo del lavoro e dargli una busta paga bassa vuol dire già metterlo in difficoltà e senza la voglia di continuare a lavorare. Ecco. Poi ci sarà anche il problema, scusi. No, mi dica pure. No, poi c'è il problema del costo del lavoro e del reddito di cittadinanza, che magari qua al nord non ha un peso così specifico nell'andare a trovare, nella barriera che mette per trovare un posto di lavoro, però è sempre qualcosa che non stimola qualche giovane a cercare qualcosa di professionale. Perciò anche lì, secondo noi, un pensierino va fatto. Benissimo per la popolazione in difficoltà, meno bene per una forza lavoro che ha solamente l'esigenza e deve guardare avanti con serenità. Secondo lei, insomma, iniziative concrete, cosa si può fare? Cosa si può fare? Ci vorrebbe la bacchetta magica in questo momento, perché non è così facile. Dobbiamo intanto, secondo noi, creare del lavoro qualcosa che sia stimolante per i giovani, per guardare il proprio futuro in una maniera diversa. Investire nel futuro. E il ricambio generazionale anche qui dovrebbe essere inteso nel lasciare qualcosa ai giovani, ai propri figli, ai propri nipoti, che abbia un certo appeal. Lasciare un'azienda bella, proiettata al futuro, secondo noi potrebbe essere qualcosa, un valore aggiunto, perché i giovani possano rimanere nel mondo del lavoro, appunto, della famiglia. Le associazioni di categoria stanno lavorando per cercare di dare risposte. Bisogna arricchire la professionalità, bisogna aumentare ancora di più la formazione, bisogna stimolare nei giovani la curiosità di lavori che stanno perdendo, bisogna guardare agli istituti professionali, e qua in provincia di Treviso ce ne sono parecchi di validi, anzi direi di eccellenze, e stimolare i giovani quando escono da questi istituti a mantenersi sullo stesso indirizzo per un lavoro certo e gratificante. Molto spesso escono dagli istituti professionali e cambiano completamente idea e voglia di lavorare. Perciò gli istituti vadano avanti così, ci deve essere un insieme di domanda e offerta tramite un sistema di incrocio tra il lavoro e il datore di lavoro, in modo da creare qualcosa di valido. Stipendi, curiosità, professionalità sembra che siano qualcosa che possa scaturire un ritorno dei giovani nel mondo del lavoro. La ringrazio, grazie davvero. Grazie a lei. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie, vi avevo dato prima la notizia della scomparsa di Biagio D'Angiolillo, il comandante della stazione dei Carabinieri di Montegrotto Terme, è morto dopo una malattia. Era una colonna della compagnia di Montegrotto, lo ricordano così i colleghi carabinieri di Biagio D'Angiolillo. Era un elemento di coesione e di grande umanità, aveva una professionalità e un attaccamento alle istituzioni che erano unici. Poteva magari sembrare un po' burbero così di primo acchito, ma in realtà era di una disponibilità estremamente estrema sia verso i colleghi che verso la gente. Lascia certamente in tutti noi, dicono i carabinieri, un grande vuoto. L'ultimo saluto per Biagio D'Angiolillo si terrà sabato al Duomo di Montegrotto Terme alle 10:30.
Ed ora cambiamo e parliamo invece, ci spostiamo nel veneziano perché arrivano le crociere a Chioggia. La prima sarà venerdì 17 giugno, siglato l'accordo tra il comune e l'autorità portuale. Sentiamo. Finalmente il 17 giugno arriverà la prima crociera della Viking nel porto dei Saloni a Chioggia. L'accordo tra autorità portuale e comune clodiense discusso e approvato in Consiglio Comunale pone le basi per uno sviluppo coordinato tra le esigenze della portualità e le istanze della città. Ringrazio il presidente dell'autorità portuale di Blasio che ha pensato anche alla nostra città come uno scalo importante. L'accordo identifica all'interno dell'ambito portuale di Chioggia il perimetro delle aree di competenza esclusiva del porto e all'interno di queste le aree di interazione porto-città, la cui pianificazione spetterà al comune. Tra queste l'area dell'ex cementificio ai Saloni, in parte già uso residenziale e di parcheggio, e una fascia continua in Val d'Ario a destra di Via dei Maestri del Lavoro dove potranno essere sviluppate funzioni e servizi legati alla città. Lo avevamo detto in campagna elettorale che eravamo favorevoli all'arrivo delle crociere a Chioggia, stanno arrivando e per l'amministrazione comunale è un'importante vittoria per la città. Ora però ci dobbiamo far trovare pronti e per questo chiederò aiuto alle associazioni di categoria turistiche ed economiche perché dobbiamo essere pronti ad accogliere i turisti che arriveranno e dobbiamo essere pronti ad offrire qualcosa di importante affinché i turisti arrivino e rimangano in città a visitare le nostre bellezze. Ferme restando le prerogative dell'autorità portuale, nell'accordo sono state contemplate le esigenze della città manifestate dal sindaco sulla questione parcheggi. L'autorità portuale concederà temporaneamente, per un anno estendibile a 2, alcune aree che attualmente non sono operative. Riguardo all'impianto GPL, Armelao rassicura che si sta lavorando per l'immediato smantellamento. E rimaniamo sempre nel veneziano perché nella chiesa di San Zaccaria sono tornati a risplendere dopo un restauro durato diversi anni 3 capolavori del targo gotico veneziano. Sono tornati nella chiesa di San Zaccaria a conclusione di un restauro iniziato nel 2013. 3 polittici che dalla metà del XV secolo andarono a sormontare l'altare maggiore e i 2 altari laterali della cappella di Sant'Arasio. Un imponente complesso, opera di Giovanni d'Alemagna e di Antonio Vivarini, tra i massimi esponenti del tardo gotico veneziano e capostipite di una celebre bottega di pittori di Murano. Hanno un valore inestimabile in quanto fanno parte di una progettualità intenzionale della badessa Elena Foscari che negli anni 40 del 400 ha inteso chiamare i maggiori artisti all'epoca disponibili per decorare questa che è diventata la cappella di Sant'Arasio. Il restauro integrale di questo gioiello artistico è cominciato dal polittico di Santa Sabina, per poi proseguire su quello del Corpo di Cristo e concentrarsi infine sul polittico della Vergine, sull'altare centrale. Abbiamo scoperto che una parte delle tavole avevano delle ridipinture, alcune di esse erano ridipinture antiche e storicizzate di inizio Ottocento molto belle ed erano collocate laddove di fatto si era persa materia originaria e quindi le abbiamo lasciate. Interventi più recenti che invece erano realizzati più grossolanamente abbiamo deciso di rimuoverli e abbiamo ovviamente laddove sotto abbiamo ritrovato poi invece parte della materia originaria. Vicinissima alla Basilica di San Marco e custode del più importante patrimonio di reliquie di Venezia, la chiesa di San Zaccaria era di fatto considerata una sorta di seconda cappella dogale, metà di visite e processioni che coinvolgevano gli stessi dogi. Abbiamo veramente, come in questo caso, l'immagine restituita di una chiesa che era la chiesa precedente alla chiesa di San Zaccaria che oggi conosciamo, ma che di fatto era già di suo ricchissima dal punto di vista sia del valore artistico che del valore iconografico e devozionale. Ed ora continuiamo con la cronaca e andiamo nel Trevigiano. Non so se abbiamo eccolo qui, lo vedo, il nostro Christian Arboit. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo qui nell'ufficio del sindaco di Montebelluna, Alberto Bordin, che è qui con me, grazie sindaco, per parlare dell'ennesimo fatto
di cronaca, l'ennesima rissa che si è registrata nella Marca trevigiana. Ieri sera, forse ne avete già parlato con un servizio, ieri sera questa rissa tra due extracomunitari di un'età compresa tra i 30 e i 35 anni, si è inserito anche un terzo uomo per tentare di sedare questa rissa, ma a suo modo è rimasto coinvolto. Botte da orbi, i due erano ubriachi, molto ubriachi, così ci riferiscono le forze dell'ordine. Sono scattate ovviamente le denunce e i relativi arresti. Chiaramente un fatto di cronaca, ma è l'ennesimo in un periodo contrassegnato per l'appunto da queste risse. Ne abbiamo raccontate tante in questo periodo, da Treviso a Castelfranco Veneto, i fatti di Lancenigo, di Villorba, di Spresiano, quindi fenomeni diversi fra di loro, in alcuni casi baby gang, in altri risse tra extracomunitari. Questo è il caso che si è registrato ieri sera a Montebelluna. Quindi chiedo una reazione a questo episodio da parte del sindaco Adalberto Bordini. Sindaco. Ora, noi ci siamo già attivati anche come gruppo consigliare per sondare eventuali alternative che possono in un certo qual modo essere da deterrente a determinati comportamenti. Credo che sia per quanto riguarda le baby gang, sia per quanto riguarda le risse in generale, dobbiamo fare una distinzione. Le baby gang, che purtroppo sono... Io parto sempre dal presupposto che il 99,9% dei ragazzi devono solo insegnarci qualcosa. Ne ho avuto ieri sera l'esempio ai saggi dei ragazzi della banda Città di Montebelluna. Parto da questo presupposto perché non mi piace fare di tutta l'erba un fascio. Credo ci sia sicuramente un senso di impunità generale, che questo però non può essere sopperito dall'azione del comune, che poi comunque è il primo baluardo, e il sindaco e l'amministrazione tutta, compresi i consiglieri e gli assessori, poi si mettono la faccia su determinate cose, ma il problema è a monte. Quindi un senso di impunità sia per quanto riguarda le baby gang e le risse in generale. Mi permetto anche di fare una riflessione, perché poi forse anche un ruolo fondamentale dovrebbero avere le famiglie. Parlo in generale, ovviamente questo non significa che quei 4 idioti, scusatemi il termine, che poi creano fastidi in giro per le città di tutta Italia, se andiamo a vedere poi le notizie, è un bollettino ogni giorno di guerra in tutta Italia, siano dimenticati dei propri genitori. Non voglio dire assolutamente questo, però potrebbe esserci anche qualche caso simile. E il punto fondamentale è sempre comunque il senso di impunità che si respira in questo paese. Punto. E questo vale, quindi lei dice, questo senso di impunità per magari i soggetti minorenni e il fenomeno delle baby gang, e ovviamente i soggetti, diciamo così, extracomunitari che magari si ritrovano in particolari aree, nel caso di Montebelluna la stazione. E anche non extracomunitari, quindi sicuramente qui il problema, ripeto, sorge a monte. Significa che il comune non può fare nulla? Assolutamente no, il comune deve fare la propria parte. Io vi dico la verità, sento almeno 3-4 volte alla settimana il comandante dei carabinieri di Montebelluna, Alessandro Cabra, su cui ho parlato un ottimo rapporto, perché è una persona estremamente operativa, però abbiamo dei problemi anche di sottorganico per quanto riguarda la polizia locale, poi non è che il comune può assumere quanti agenti di polizia locale vorrebbe. Noi dovremmo averne 32, ne abbiamo 12. Quindi da 32 a 12 anche voi avete. Adesso ne assumeremo altri 3, però con le tempistiche della pubblica amministrazione. Quindi il problema fondamentale, secondo me, è sicuramente un problema culturale per quanto riguarda i giovani. Per quanto riguarda i meno giovani, che siano extracomunitari o meno, a me poco interessa, mi interessa solo che la gente deve essere civile, portare rispetto al prossimo e non rompere le scatole. Un senso di impunità costante. Questo senso di impunità non può essere colmato a livello comunale. Ecco Daniela, se abbiamo tempo farei una domanda, ma dimmi tu, farei una domanda al sindaco di Montebelluna. Sindaco, nei giorni scorsi, a proposito di pubblica sicurezza, di baby gang e quant'altro, si è espresso anche il governatore del Veneto Luca Zaia, di fatto riprendendo anche una dichiarazione del leader della Lega Matteo Salvini, abbassare la soglia di punibilità e quindi ovviamente andare a reprimere con maggiore vigore e forza
rafforza il fenomeno delle baby gang. Lei è d'accordo? Questo dà dimostrazione del fatto che potrebbe servire come misura non tanto per reprimere, ma quanto come funzione di deterrente nei confronti di queste persone che si sentono impunite. Sembra potrebbe essere una soluzione ottimale. Io credo che ci debba essere anche e credo lo vedremo nei prossimi giorni, un coordinamento anche tra sindaci e con il prefetto su questa tematica. Avevamo già fatto una riunione tempo fa anche con il sindaco Mario Punto in prefettura proprio per coordinarsi. Credo sia opportuno ritrovarci tutte insieme per fare delle riflessioni anche assieme al prefetto, che poi potrebbe mettere in campo ulteriori forze. Ultimissimo tassello, chiedo anche a lei, violenza di genere. Ieri abbiamo assistito ai fatti di Vicenza, li abbiamo raccontati, non ci stancheremo mai di farlo, sensibilizzazione e informazione sono la chiave, ma evidentemente non basta. Cosa serve? Anche in questo caso io la sfera di vetro non ce l'ho, mi limito a fare una riflessione da essere umano, non da sindaco, perché il sindaco prima di essere un sindaco è un cittadino, è una persona. Sono due fenomeni diversi, baby gang, risse, violenza di genere. Tutti e tre credo abbiano un denominatore comune che in questo caso, parlando di violenza di genere, non è tanto il senso di impunità, magari anche quello, ma c'è proprio un problema culturale. In questo paese esiste un problema culturale. Come risolverlo? Io, come ho detto prima, ritengo che la minor parte dei giovani siano questi 4, scusatemi i termini idioti, ma così si chiamano. La maggior parte dei ragazzi con cui ho a che fare, perché ho amicizie che vanno dai 90 anni ai 13 anni, perché sono tutti figli dei miei amici, vedo che hanno una sensibilità diversa sia nei confronti delle donne, sia nei confronti anche dell'ambiente. L'unica speranza è che il corso naturale e l'evoluzione umana attraverso gli insegnamenti anche portati a livello scolastico possano riuscire veramente a modificare l'atteggiamento dell'uomo nei confronti della donna. Io ho letto ieri sera la violenza di Vicenza, sono rimasto veramente inorridito, ma credo come tutti. Sono senza parole e purtroppo siamo abituati a sentire parlare ogni giorno, non dobbiamo abituarci. Non dobbiamo abituarci. Grazie Sindaco Alberto Bordin, è tutto da Montebelluna. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero Cristian, ringrazio anche il sindaco. Noi adesso ci colleghiamo subito con Vincenzo Baldo, epidemiologo dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, e parliamo di uno degli argomenti che sta facendo discutere in questo periodo, che è il vaiolo delle scimmie. Buongiorno intanto. Buongiorno a lei. Abbiamo finito di parlare, anzi neanche tanto finito di parlare di Covid, e parliamo del vaiolo delle scimmie. Sono 3 i casi, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio. Com'è un po' l'andamento di questo virus? Beh, non sbaglia, qua ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Padova ieri erano 3 persone. L'andamento glielo posso un po' sintetizzare nell'ambito di quello che sono i dati che vengono prodotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che indica che nei paesi non endemici ci siano a livello globale 1200 casi, quindi un andamento che non è così preoccupante come l'è stato nelle prime fasi il Covid-19. Senta, la gente dice, insomma, preoccupa questo vaiolo delle scimmie. Lei che cosa può, insomma, rassicurare in qualche maniera la gente, perché la gente dice, insomma, siamo passati dal Covid, poi qualcuno dice ma insomma le difese immunitarie si sono abbassate. Secondo lei tutto questo può in qualche maniera essere collegato all'abbassamento delle difese immunitarie?
Ecco, diciamo che partiamo un attimino col definire un attimino quello che è il virus, che è un virus DNA, contrariamente a quanto era il virus SARS-CoV-2, che è un virus RNA. Questo lo rende sicuramente molto più stabile da un punto di vista anche di mutazioni, quindi di conseguenza siamo in presenza di un microrganismo dal punto di vista virologico che sicuramente è meno preoccupante rispetto a un virus di altro tipo. L'altro aspetto, le difese immunologiche, in questo caso non è una cosa correlata, perché stiamo parlando di un'antropozoonosi, quindi una patologia che normalmente sta come serbatoio all'interno degli animali. In questo caso, appunto, come dice lo stesso nome, è stato isolato nelle scimmie, ma anche se non si riconosce ancora correttamente quello che è il reservoir, quindi il serbatoio naturale, si pensa ai topi, ai ratti, gli stessi primati. Quindi di conseguenza stiamo parlando di due cose un po' diverse. E quindi, essendo un'antropozoonosi, quindi l'uomo è un ospite terminale, quindi saltuariamente per quell'effetto di spillover, quindi di passaggio dall'animale all'uomo, qualcosa con cui dovremo in qualche modo condividere nei prossimi anni sicuramente altre sfide. È un qualcosa da tenere sott'occhio, sotto controllo e in stretta osservazione con la sorveglianza. Quindi dal punto di vista immunologico io non credo che sia indotto da una riduzione delle nostre difese, anche perché diciamo che non è un qualcosa che normalmente noi andiamo a contrarre. Ecco, vogliamo ricordare quali sono poi i sintomi di questo vaiolo? Magari qualcuno dice come si può fare per capire, per riconoscere una malattia come questa? I sintomi sono inizialmente del tutto aspecifici, no? Quindi abbiamo febbre, mal di testa, ci sono i brividi, c'è un'astenia, un forte senso di stanchezza, come mal di schiena, dolori muscolari, quindi quello che noi riconosciamo nell'ambito normale quasi di un'influenza. Però questo ha una specificità, che sono il gonfiore dei linfonodi, che può precedere quello che è la febbre. Dopodiché abbiamo la febbre e si manifesta molto visibilmente con un rash cutaneo, quindi abbiamo delle macule che diventano papule, vescicole, postule e fine croste, quindi possono anche ulcerare. Ricorda un pochettino, diciamo, la varicella, ma si differenzia da questa soprattutto per il fatto che l'ondata, chiamiamola così, di quello che è il rash cutaneo, è un'ondata che è simultanea, quindi compaiono tutte nello stesso medesimo momento. Quindi queste sono le caratteristiche che normalmente evolgono verso quella che è la guarigione dello stesso virus. Ne esistono due clade, due tipi diversi, e in questo momento quello che sta in qualche modo coinvolgendo le nostre aree è quello che è meno importante dal punto di vista di virulenza, quindi di conseguenza è quello che in 2-4 settimane normalmente abbiamo la restituzione ad integrum di quelle che sono le condizioni, quindi con un tasso di letalità veramente basso. Si può curare anche a casa questa malattia? Sì, diciamo che probabilmente i ricoveri sono stati fatti fondamentalmente in quanto i primi casi, quindi ovviamente sono non dico delle cose da studiare, però diciamo che sono aspetti da considerare in maniera più attenta. Per quanto riguarda, dopo verranno sicuramente dimessi a casa e quindi seguiti dal medico curante, perché stiamo parlando di una malattia infettiva che in questo momento non dà segni di particolare gravità. Senta, un'ultima domanda. Come si passa? Perché da un caso a 2, poi insomma siamo saliti a 3, ovviamente insomma, la gente si preoccupa. Com'è che può attaccare questo tipo di malattia? Allora, diciamo che il contagio interumano è quello che dice la letteratura, è un evento raro, no? Però esistono delle condizioni di stretto contatto, quindi di contatto intimo, di relazione intima tra un soggetto diciamo infettivo e un soggetto suscettibile, che possono in qualche modo aiutare questo passaggio. Quindi parlo di un contatto anche attraverso la via aerea, però il virus ha una carica virale importante,
importante nei droplet, quindi nelle goccioline più grandi, quindi ci deve essere quindi un ravvicinamento molto, molto vicino, quindi un contatto con la saliva oppure faccia a faccia, oppure attraverso, anche se non è una malattia sessualmente trasmessa, è stato indicato che i contatti intimi, quindi i rapporti sessuali, potrebbero essere una modalità per cui sia avvenuta la trasmissione. Se dovesse dare qualche consiglio, che cosa direbbe insomma alla gente? Già preoccupata dopo questi 2 anni difficili, insomma anche questa malattia che insomma sicuramente è curabile, insomma certo che desta ancora preoccupazione. Preoccuparsi fa sempre bene, perché attira l'attenzione. Il sistema, diciamo, di prevenzione è partito, è stato allertato, siamo in allerta, l'attenzione è massima, quindi stiamo sorvegliando l'andamento per andare quindi a valutare ciò che accadrà. Diciamo che comunque, rispetto a quello che abbiamo già vissuto, parlando anche prima, per concludere anche il discorso della trasmissibilità, rispetto a un virus Covid, quindi SARS-CoV-2, che presentava una trasmissibilità elevata, in questo caso stiamo parlando dell'R0 molto basso, siamo sotto l'1, quindi diciamo che potenzialmente non ha un potenziale epidemico. Dopo andremo a vedere l'evoluzione. Consigli: nel caso in cui si abbiano sintomatologie particolari o l'eruzione, le macule, quindi sintomi di rivolgersi al medico, che sicuramente in questo momento l'attenzione alta ce l'hai, quindi di conseguenza può dare i consigli utili, che sono quelli fondamentalmente nel caso in cui venga diagnosticata, di farsi l'autoisolamento, oppure se si è avuto un contatto con un soggetto positivo, c'è l'autosorveglianza per i 21 giorni. Io la ringrazio davvero, spero di averla insomma in diretta anche in altre occasioni, perché insomma è un argomento vasto, non si parla solo del vaiolo delle scimmie, ma insomma di tutte quelle patologie che si sono emerse negli ultimi anni. Tanto il lavoro insomma per voi sicuramente. Questo non è, insomma, siete davvero in primo piano ormai su tutto. Ne faremo volentieri a meno, comunque la ringrazio, a disposizione. Grazie davvero, grazie, buon lavoro. Noi adesso abbiamo qualche istante di pubblicità, le previsioni del tempo, poi di nuovo in studio con Alice Montagnier per parlare di scuola di vela per tornare a vivere. Gli ospiti saranno Paolo Pauletto, presidente del Consiglio di amministrazione ORAS, Claudio Zanardo dell'unità spinale ORAS e Andrea Stella, presidente e fondatore dell'associazione Lo Spirito di Stella. Dunque fra qualche minuto, dopo la pubblicità e dopo le previsioni meteo, e a me non rimane che salutarvi. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe. Bentrovati al meteo. La perturbazione si sposta verso i Balcani nella giornata di giovedì 9 giugno, tempo ancora instabile e nuovo temporaneo calo termico. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto spiccata variabilità con nubi anche estese, specie fino al mattino, e con fenomeni sparsi, rovesci e temporali. Con il passare delle ore piogge in graduale cessazione, ampie schiarite soprattutto verso sera. Temperature come detto in diminuzione, minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui evoluzione incerta. Avremo rovesci sparsi, in genere moderati, solo localmente abbondanti. Su pianura e costa soffierà bora moderata. Temperature minime sui 15-17 gradi, massime sui 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui piogge in mattinata, nel pomeriggio migliora con più sole. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 25. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe.
Ben ritrovati in diretta, parliamo oggi di un progetto molto importante che insomma racconta di una progettualità che è un po' più a lungo termine. Lo raccontiamo quest'oggi in compagnia dei miei ospiti. Ho il piacere di avere in studio il professor Paolo Pauletto, presidente del Consiglio di amministrazione di Oras. Ben trovato, dottore. Grazie. Do il benvenuto anche al dottor Claudio Zanardo dell'unità spinale di Oras. Ben trovato, dottore. Allora, oggi presentiamo questo progetto Vela for All che insomma è stato realizzato da Oras in collaborazione con l'associazione Lo Spirito di Stella. Vedo in collegamento anche Andrea Stella, presidente e fondatore proprio dell'associazione. Ben trovato, Andrea Stella. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora do a lei l'onore di raccontarci questo progetto, un progetto unico, un progetto sperimentale molto interessante e vorrei che ce ne parlasse lei. Prego Stella. Sì, grazie. Da tanti anni cerchiamo di mare e disabilità con un catamarano di dimensioni e con delle piccole barche a vela di 3,03 metri di lunghezza che permettono veramente a chiunque di poter andare in barca da solo o con un accompagnatore. Da tanti anni facciamo questi progetti, oggi in Italia ci sono più di 100 barche e si può fare vela in 30 località italiane, in tutte le province, esclusa la Valle d'Aosta. Quindi insomma, quanto sono diffuse anche queste tipologie di barche in Italia, Stella? Come dicevo, più di 100 barche, 30 regioni, quindi chiunque ha la possibilità di avvicinarsi alla vela in maniera semplice, perché queste barche hanno una caratteristica che vi permette di non scuffiare, quindi di non cappottarsi come avviene con le barche di queste dimensioni che si chiamano cherighe. Queste barche hanno dei sistemi di guida agevolati che permettono veramente a persone che hanno anche gravi limitazioni agli arti superiori di condurre l'imbarcazione. Noi facciamo questa attività da tanti anni, ma quello che mancava era la possibilità di far guidare queste barche a persone con una tetraplegia, quindi con una lesione cervicale piuttosto alta e impedisce i movimenti. E grazie a un semplice movimento del vento che comanda un joystick o un sistema a soffio, queste persone possono autonomamente andare in mare. Senta Stella, chi sono gli attori principali di questo progetto che insomma la vostra associazione ha messo in piedi insieme all'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza? Gli attori sono proprio l'associazione Lo Spirito di Stella, la Lega Navale Italiana che da tanti anni porta avanti questo progetto e quindi il mondo velico si è fuso, si è incontrato con il mondo della medicina della cultura. Perché per persone con una lesione cervicale importante, con una tetraplegia, non si può cominciare direttamente dal mare come abbiamo fatto tutti questi anni, ma bisogna cominciare in un ambiente protetto. L'ospedale è sicuramente l'ambiente ideale, perché il rapporto tu ce l'hai con il fisioterapista, perché vedete che quel sedile è stato posturato, quindi ha dei sostegni, dei contenimenti, che generalmente una persona che ha problemi agli arti superiori ha una difficoltà con le spalle, il collo, non ha il controllo del busto, per cui è molto importante che questa formazione avvenga all'interno di un ospedale. Proprio perché Stella in ospedale c'è la possibilità di avere le competenze mediche e quindi del team insomma, di medici, competenze di ogni tipo di specializzazione, ma anche competenze proprio nautiche, veliche, no? Sì, l'ospedale mette fisioterapisti e medici per quello che riguarda le loro competenze. La Lega Navale Italiana della sezione di Trieste ha messo a disposizione Sintra, che è una istruttrice, una velista, che si reca in ospedale, che è cominciato il 9 maggio, sta ancora andando avanti perché ci sono 4 ragazzi
che stanno da un mese facendo la teoria della vela e la pratica della vela. Quindi la medicina incontra la vela e la pratica sportiva non in mare, ma comincia all'interno di una struttura protetta specializzata come l'ospedale Horace di Motta. Io sono particolarmente felice perché di questo progetto ne parlavo da tanti anni con altri ospedali, ma finalmente ho trovato in Horace, nel presidente di Horace, l'amministratore delegato, e nei medici, nei fisioterapisti, questa voglia e questa volontà e possibilità di spostare il progetto e di farlo veramente partire. Tra l'altro stiamo proprio vedendo le immagini, no, che sono state realizzate anche proprio ieri, credo, che insomma ci raccontano anche come avviene proprio il corso, la formazione, quindi si comincia con la teoria, no? Si imparano tutte le cose che poi ci permettono di andare in mare, no? E guidare la barca. Assolutamente sì, quindi teoria. Ma poi appunto la prima parte, le prime lezioni sono state dedicate all'adattamento di sedute, sistemi di guida, al verificare che le pressioni che si creano sulla persona non sono pressioni che creano i danni, che possono essere le lesioni. Io credo che abbiamo cercato dei riferimenti, se esistesse a livello internazionale un protocollo e non c'era, e quindi il progetto è particolarmente importante perché lo spiegheranno poi molto meglio di me il personale di Horace, ma si vuole arrivare a stendere un protocollo riabilitativo che stabilisca veramente le linee guida e che permetta in futuro a una persona che ha un punto del mento di sapere che se vuole può andare in barca da solo, e questo secondo me è un risultato straordinario. Certo. Senta Stella, sappiamo che quando si è in mare l'agente atmosferico più importante è sicuramente il vento. Nell'addestramento so che insomma c'è anche un simulatore che appunto permette di ricreare il vento che si può o meno incontrare nelle condizioni marine. È così? Sì, assolutamente. Si è visto che nell'immagine c'è questo grande ventilatore. La barca è montata su una base che è un simulatore che si utilizza per le classi Optimist, che sono delle classi in cui i ragazzini cominciano a avvicinarsi alla vela. È usato generalmente nei mesi invernali, quando le condizioni sono particolarmente opposte, per prendere la vela all'interno di una palestra. Noi abbiamo questa attrezzatura esistente, grazie appunto alla Lega Navale Italiana, grazie alla società Upsail, che è la società che importa questo tipo di imbarcazioni, e insieme poi alla classe ANSA stiamo diffondendo questo messaggio. È importante perché l'attività non nasce e finisce a Motta di Livenza, ma ad esempio un ragazzo di Palermo potrebbe venire a Motta di Livenza, imparare, e quando torna nella sua città natale troverà nella Lega Navale sezione di Palermo e nella classe ANSA la possibilità di continuare a andare per mare. Sono proprio questi, no, gli obiettivi e i possibili sviluppi futuri di questo progetto, no? La possibilità anche di fare in modo che venga esportato, per così dire, anche in altre strutture ospedaliere e in altri contesti, insomma, fuori dalla nostra regione. Assolutamente sì. Innanzitutto è molto importante sapere che non solo a livello italiano, ma a livello addirittura internazionale c'è un centro di addestramento dove in situazioni molto critiche uno può cominciare appunto all'interno dell'ospedale. Poi l'ultimo spunto che devo dare: noi abbiamo un catamarano che si chiama lo Spirito di Stella, che è senza barriere architettoniche, con il quale abbiamo fatto 3 traversate atlantiche, con il quale stiamo pensando l'anno prossimo, insieme all'Osservatorio della Difesa Italiana, di fare un giro del mondo in 80 tappe con 80 equipaggi composti da persone con disabilità, da militari diventati disabili in servizio e da molti velisti disabili. Ecco, ci piacerebbe che alcuni di questi velisti fossero selezionati all'interno della struttura di Horace e si facciano
in questo grande viaggio. Stella, che effetto le fa vedere queste immagini di questi 4 giovani, insomma, che hanno la possibilità di fare questo percorso importante, credo, per loro stessi? Che effetto le fa? Per me è una grandissima soddisfazione, anche io mi ritengo fortunato, nel senso che sono paraplegico, sono in sedia a rotelle, faccio moltissime cose, sono una fiera per loro perché costruisco delle ausili che migliorano la mobilità delle carrozzine manuali trasformandole in elettriche. Però una persona che ha una tetraplegia e quindi che ha molte più limitazioni di me può fare meno attività. Io onestamente è solo una questione di tempo, perché dall'aria all'acqua e dal paracadute alle immersioni subacquee posso fare veramente tantissimi sport. È una persona che ha moltissime limitazioni agli arti superiori, che ha bisogno di assistenza. Pensare che una persona che nella sua vita quotidiana ha bisogno di un accompagnatore riesca ad andare da solo a Carcavela a gareggiare, perché lo scorso ottobre a Palermo ci sono stati classe 120 barche, 186 barche, 80 guidavano con sistemi alternativi. E quindi ecco, io penso che sia un bellissimo progetto, un sogno per me che l'ho realizzato, un sogno essere riusciti a essere entrati in un ospedale che non è proprio banale, non semplice. Grazie tantissimo il presidente, l'amministratore delegato, tutto lo staff medico, perché sono veramente fantastici. Grazie per fare, ringrazio Sei, tutte le persone che 4 come diciamo noi dalle nostre parti hanno usato il progetto e lo hanno messo a terra, e quindi è una enorme soddisfazione, una speranza è sapere che puoi dire a una persona che ha una lesione molto importante: guarda che tu puoi andare da solo. Stella, un progetto che si è concretizzato, insomma, che ha preso vita e che lo farà ulteriormente il 17 giugno, quando questi ragazzi davvero avranno la possibilità di fare la prima prova in mare, è così? Sì, il 17 giugno saremo a San Giuliano insieme a Vela Mestre Tutti, insieme alla Lega Navale sezione di Venezia. Proveremo ad andare in mare e poi credo che questi ragazzi hanno già di continuare, quindi è importante vedere questo esperimento, vogliamo chiamarlo così, non come un'attività fine a se stessa, ma come la possibilità di essere semplicemente uno step fondamentale, ma il primo di un percorso riabilitativo, di un percorso di reintegrazione sociale, di un percorso per capire che la vita va assolutamente avanti, e grazie all'eliminazione delle barriere architettoniche, culturali, grazie alla tecnologia, la persona può benissimo fare le cose che faceva prima di dicevo. Grazie ad Andrea Stella, grazie insomma anche per tutto quello che fate per dare un'opportunità, come ha detto lei, insomma, a queste persone, e grazie anche insomma all'aiuto della sua associazione. Grazie ad Andrea Stella, presidente e fondatore dell'associazione Lo Spirito di Stella. Grazie e buon ritorno a casa, perché ci sembra di vedere un aeroporto alle sue spalle. No, sono in una fiera in Austria. Una fiera, ecco. Grazie allora ad Andrea Stella, grazie mille per il suo contributo. Grazie. Allora, chiedo anche a lei, Paolo Pauletto, presidente del Consiglio di amministrazione di Oras, che impressione le fa, che emozione le danno queste immagini? Beh, mi danno una duplice emozione, da un lato come presidente dell'ospedale naturalmente, e dall'altro come vecchio velista. Quindi da appassionato di vela in prima persona, in prima persona. Sì, perché questa è una cosa che era inconcepibile fino a pochi anni fa. Certo. E come diceva giustamente Andrea Stella, hanno iniziato i pazienti paraplegici, cioè quelli che non hanno l'uso delle gambe, però hanno l'uso delle braccia. E questa tipologia di pazienti, queste persone fanno da anni ormai regate, gare, cioè è diventata una consuetudine sportiva. Però
pazienti tetraplegici, ne abbiamo visto uno nel filmato, ci sono stati casi sporadici in Australia, in Inghilterra, in Olanda, in cui nell'ambito familiare sono riusciti a organizzare una cosa del genere. Noi però ci siamo posti su un piano differente, lo accennava Andrea Stella. Noi vogliamo da un lato studiare le problematiche insite in questa attività, perché persone che hanno lesioni spinali, poi lesioni spinali alte, hanno anche una fisiologia particolare, poi il dottor Zanardo descriverà meglio di me, quindi necessità particolari, reazioni particolari, e non sono state studiate da un punto di vista scientifico le reazioni di adattamento al moto ondoso, al cambiamento di postura dovuto al cambiamento di postura della barca per l'effetto del vento e tanti altri aspetti. Quindi noi cerchiamo anche di dare un inquadramento razionale a questo training, perché poi potrebbe diventare un'opportunità anche per altre realtà. Sono stato recentemente ospite in un altro grande ospedale riabilitativo della Lombardia e ne abbiamo parlato, e i colleghi della Lombardia hanno mostrato grandissimo interesse in questa iniziativa che è inedita, e quindi è pensabile che altri ospedali riabilitativi si possano associare in un prossimo futuro, o mandando da noi direttamente le persone, oppure organizzandosi in proprio col nostro aiuto. Ma insomma che possano abbracciare questi progetti di ampio respiro. Sì, esattamente, ed è una cosa veramente innovativa, ma lo ripeto, la vera novità è che noi cerchiamo di renderlo fattibile per più persone, anche poi queste sono tutte persone che non hanno mai avuto contatti col mondo della vela per giunta, e quindi andare al di fuori del caso individuale che c'è stato, dei casi individuali che ci sono stati in precedenza, che erano organizzati a livello familiare in famiglie di velisti. Quindi dare un'altra cornice e un'altra apertura sul futuro a questo tipo di attività, che permette non il recupero, tanto il recupero fisico, perché questi sono pazienti che hanno già compiuto il loro percorso riabilitativo in senso stretto, ma il legame con il mondo circostante, con la società, con il reinserimento sociale, e anche questo è compito della riabilitazione, quindi va al di fuori di quella che è la riabilitazione fisica in senso stretto, ma ORAS anche di questo si occupa. Certo, ed è un aspetto fondamentale questo. Sì. Dottor Zanardo, abbiamo visto appunto le immagini del training, dell'allenamento. Durante questa fase comunque i pazienti vengono monitorati, tutti quei parametri psicofisici insomma vengono monitorati e tenuti sott'occhio dagli specialisti di ORAS. Certo, assolutamente sì. Come diceva Andrea Stella, anche il professor Pauletto, sono persone con una lesione midollare cervicale alta, quindi con un quadro di tetraplegia, che hanno superato la fase della stabilizzazione clinica, e quindi ci ha permesso attraverso questo strumento, questo simulatore, di permettere loro di approcciarsi a questa nuova esperienza sportiva. Durante la degenza i pazienti vengono quotidianamente seguiti con la rilevazione dei parametri vitali, le loro funzioni a livello intestinale vescicale, e attraverso il supporto di tutti i componenti del team, quindi con il terapista occupazionale, il fisioterapista,
preparati a questo tipo di esperienza, preparati non solo da un punto di vista fisico, ma attraverso il supporto, il counseling e con il medico e anche con lo psicologo del team, approcciarsi a questa nuova esperienza per poi trarre tutti quelli che possono essere i benefici, quello spirito che poi gli permetterà e gli faciliterà un'integrazione sociale una volta che verranno poi rimessi a casa. Individuare questi interessi. Ecco, chiacchierando insomma fuori onda prima di entrare in studio, il dottor Zanardo ci raccontava che per ogni paziente poi viene adattato il simulatore in base a quelle che sono appunto le caratteristiche di ogni paziente. Assolutamente sì, è stata individuata un'unità posturale adattata per ogni singolo paziente, in quanto le persone con una lesione midollare cervicale hanno un alterato controllo del tronco e mantenendo questa posizione seduta all'interno dell'imbarcazione si dovevano evitare tutte quelle che potevano essere anche le complicanze dovute a una perdita di controllo del tronco oppure eventuali lesioni da pressione. E tutto questo veniva studiato per ogni singolo paziente per poter poi governare l'imbarcazione in relazione al quadro di menomazione e di limitazione presente a livello anche degli arti superiori. Poteva essere utilizzato un comando, un joystick ad appoggio mentoniero oppure con soffio, come faceva riferimento Andrea Stella, oppure un joystick a comando manuale per la regolazione sia delle vele che anche del timone. Ecco, quali sono le risposte che stanno avendo e che avete potuto osservare in questi 4 pazienti? Ma diciamo innanzitutto una partecipazione attiva da parte di queste persone, una dimostrazione di voler affrontare anche nella loro situazione psicofisica una nuova avventura al termine di un percorso riabilitativo già, come diceva anche il professor Pauletto, concluso da un punto di vista prettamente medico, ma per poterci approcciare, avvicinare a quello che è anche il mondo che poi li accoglierà al di fuori del nostro reparto. Professor Pauletto, insomma, ancora una volta lo sport si dimostra essere un fondamentale strumento educativo e non solo, anche di inclusione sociale. Sì, questo, come accennavo prima, è un aspetto integrante dell'attività riabilitativa. Faccio un esempio banale: se una persona che fino a questo momento, poco fa, era perfettamente normale e autosufficiente, quindi subisce un trauma, una lesione midollare per cui rimane paraplegico, per non dire tetraplegico, questo comporta uno shock, una serie di problemi, uno shock psicologico per la persona, ma anche per tutto l'entourage familiare. Immaginate di avere un figlio o un fratello o una sorella che all'improvviso per un incidente rimangono in una condizione di menomazione fisica. E quindi anche con un percorso anche da affrontare in ospedale molto lungo. Da affrontare in ospedale che dura mesi. Questo si ricollega immediatamente al problema del reinserimento che avranno poi queste persone tornando a casa. Quindi dovranno trovare un ambiente idoneo fisicamente, delle persone fra i familiari preparate alla nuova situazione e alla gestione della nuova situazione, e noi stiamo infatti pensando proprio recentemente di organizzare o all'interno o in vicinanza del nostro ospedale degli appartamentini, diciamo così, una specie di housing dove non solo ci siano i presidi per queste persone che sono prossime alla dimissione, ma dove farli soggiornare per qualche giorno prima di tornare a casa con chi poi si prenderà cura di loro o che vivrà con loro, in modo che debbano prendersene cura il quanto meno possibile, nel senso che a loro resti un'ampia fetta di autonomia. E questo deve essere accettato e predisposto da entrambe le parti, per esempio l'entourage familiare
il paziente, e noi dobbiamo avere un ruolo facilitatorio di tutto questo, perché i nostri medici, i nostri fisioterapisti, il personale come il dottor Zanardo e i suoi colleghi sono bravissimi nello svolgere la parte strettamente medica, perché poi questi pazienti hanno problemi enormi, accennava il dottor Zanardo, il controllo vescicale, il controllo sfinteriale, che sono completamente alterati e presentano problemi peculiari. Noi abbiamo degli specialisti che si occupano anche di questi aspetti, ma una volta che il paziente si sia adattato e si sia raggiunto il miglior livello riabilitativo possibile, bisogna anche che questo funzioni e trovi una messa a terra, per usare il termine che prima ha impiegato Stella, nell'ambito familiare, nell'ambiente familiare, e poi anche naturalmente in quello più ampiamente sociale, e cioè gli amici, i colleghi del luogo di lavoro, le persone con cui andrà a fare, si spera, un'attività ludica o sportiva. E perché tutto questo funzioni e sia fattibile, bisogna che ci sia un percorso organizzato professionalmente a monte. E questo noi lo facciamo indipendentemente da questa iniziativa di cui stiamo parlando oggi, che fa scalpore perché è unica al mondo. Non ci sono altri ospedali riabilitativi in Italia, in Europa o nel mondo che abbiano questa iniziativa su questo tipo di pazienti. Ci sono altri grandi ospedali anche in Nord America come il Craig's Hospital che hanno programmi di vela per i pazienti paraplegici, ad esempio. Noi però stiamo battendo una strada che non è stata battuta prima, e questo naturalmente da un lato ci rende orgogliosi, dall'altro suscita un po' la nostra giusta e dovuta apprensione. Anche mettere in acqua questi pazienti e farli navigare sia pure con un supporto esterno, in un contesto protetto, inizialmente deve essere fatto con estrema cura e con estrema cautela, e infatti noi lo faremo in uno specchio d'acqua lacustre, in laguna anzi, per la precisione, e ci sarà naturalmente tutto l'appoggio, ci sarà una barca appoggio, perché bisogna prestare molta attenzione e bisogna sviluppare esperienza non solo da parte dei pazienti che navigano, ma anche da parte nostra, che li dobbiamo assistere. Certo, e accompagnare. Dottor Zanardo, insomma, pur con tutta la cautela possibile, ecco, quanto è importante comunque lo sport? Lo sappiamo nella vita di tutti i giorni, per chiunque persona, ma in particolar modo per queste persone con queste particolari caratteristiche. Quanto è importante? Beh, lo sport è assolutamente fondamentale. Emerge già un piccolo excursus storico nell'immediato post-guerra, dove il neurochirurgo Gutman inglese aprì a Stockmanville uno dei primi centri europei per la cura e la riabilitazione delle pazienti con mielolesione, e all'interno di questo percorso di cura andò ad inserire anche lo sport. Erano nella maggior parte dei casi dei veterani, dei reduci di guerra che avevano avuto quindi delle lesioni midollari, e si vide già dalle prime situazioni dove i pazienti che affrontavano questo percorso di sport erano maggiormente in grado e più agili nella gestione della carrozzina o avevano maggiore resistenza nelle attività proposte. Quindi va da sé che poi ci sono stati nell'arco degli anni tutta una serie di studi scientifici dove sono emersi dei miglioramenti sia da un punto di vista fisico ma anche psicofisico.
Gli aspetti fisici, quindi una maggior resistenza e endurance nelle attività proposte, un migliore controllo di tutto quelli che sono i fattori vitali dell'apparato cardiovascolare, un miglioramento nel controllo del tronco e nelle reazioni di raddrizzamento, ad esempio nelle persone con una lesione cervicale e quindi un quadro di tetraplegia. E innanzitutto poi, come ogni buon sportivo, come riuscire a nutrire correttamente il proprio corpo, nutrirlo non solo da un punto di vista, definiamolo calorico o nutrizionale, ma nutrirsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti, le caratteristiche delle persone che praticano sport, un rispetto quindi delle regole, un rispetto e un vicendevole mutuo aiuto con gli avversari, con le persone con cui vengono condivisi questi percorsi. Innegabile poi ci sono anche gli aspetti psicofisici, quindi numerosi studi vanno ad evidenziare una riduzione dell'incidenza di depressioni reattive dopo questi eventi traumatici, sicuramente una riduzione delle quote d'ansia e soprattutto anche un migliore percezione del proprio schema corporeo, che a seguito di questi importanti eventi traumatici vascolari determinano nell'individuo, che guardandosi allo specchio non si ritrovano più ad essere quell'immagine anche interiore che avevano fino a qualche giorno prima magari. Quindi lo sport, insomma, per queste persone, per questi pazienti porta tantissimi miglioramenti sia sul piano fisico che psicofisico. Quindi secondo lei dovrebbe essere inserito anche questo percorso, magari un percorso sportivo anche a livello individuale? Noi stiamo parlando di un progetto, ma anche a livello individuale chi magari appunto intraprende un percorso di riabilitazione, anche magari attraverso lo sport. Certo, grazie per la domanda. Come il professor Pauletto faceva riferimento prima alla sua passione per la vela, io cerco di praticare la pratica del basket fin dalla giovane età. Noi nella presa in carico del nostro paziente dobbiamo cercare di andare a valutare tutti quelli che sono gli aspetti sia nell'ambito biologico che psicologico che sociale. Dobbiamo quindi cercare di andare a creare un progetto riabilitativo individuale in riferimento alla persona che noi abbiamo innanzi. Non mi piace definirlo paziente, persona. Questa persona quindi è all'interno e al centro del nostro progetto, dove attorno a questa persona ruotano tutti quelli che sono i componenti del team e tutte le figure professionali che sono presenti in ORAS, dal medico, il fisioterapista, all'infermiere della riabilitazione, lo psicologo, il terapista occupazionale e scusatemi se dimentico qualche figura, come sempre succede in queste situazioni. Sono tutte fondamentali, certo. Ma certamente sono tutte fondamentali e noi quindi dobbiamo cercare di delineare all'interno di questo progetto una continuità di cura, una continuità di presa in carico. La continuità di cura nel momento in cui il paziente termina il nostro percorso, il percorso all'interno della nostra struttura, viene sempre definita con una prosecuzione in altri setting, vale a dire anche il nostro day hospital riabilitativo, oppure con l'individuazione di strutture del territorio che permettano di appunto proseguire quella che è la presa in carico, magari psicologica o anche motoria. Però ritengo che in questo ambito sia fondamentale anche cercare di fare in modo tale di dare una continuità, soprattutto magari delle persone sia con grave cerebrolesione sia che con mielolesione, di potersi approcciare a questi ambiti sportivi. Ricordiamo che nel Veneto ci sono oltre 200 associazioni sportive di persone che seguono appunto i pazienti con disabilità e ci sono oltre 30 discipline a cui queste persone si possono approcciare. Quindi ritengo che sia fondamentale ed importante all'interno di un progetto riabilitativo individuale che venga definito anche questo aspetto nell'ambito della presa in carico e nella continuità di cura.
Professor Pauletto, l'importanza dello sport, noi stiamo parlando di questi tipi di persone con queste caratteristiche, ma insomma l'importanza dello sport per tutte quelle persone che intraprendono un percorso riabilitativo di ogni genere. Vogliamo ricordare quali sono le attività riabilitative che vengono portate avanti in Oras? Sì, noi oggi stiamo parlando di questo progetto in particolare, quindi di pazienti mielolesi. Come giustamente diceva il dottor Zanardo poc'anzi, dobbiamo fare in modo che siano sempre meno pazienti e sempre più persone con determinate caratteristiche fisiche che devono essere valorizzate, mentre ne hanno perse altre. Quindi un viaggio verso la normalità. E quindi anche verso la socialità e quindi anche verso lo sport e le attività ludiche e ricreazionali. Oras è uno dei pochi ospedali italiani, credo che bastino le dita di una mano per contarli, che riabilitano non solo i pazienti mielolesi con gravi cerebrolesioni acquisite, ma anche pazienti cardiologici e pazienti pneumologici. Quindi questa triplice attività è una caratteristica di Oras fin dalla sua fondazione e lo rende un unicum in Veneto e anche uno dei pochi ospedali in Italia che si muovono su questi 3 piani contemporaneamente. Quindi abbiamo un'equipe dedicata anche ai pazienti cardiopatici, quindi pazienti trapiantati di cuore, per fare un caso eclatante, cardiooperati, ma anche pazienti con cardiopatia ischemica per i quali ci sia l'indicazione a questo tipo di riabilitazione cardiovascolare. Pazienti pneumologici. Oggi tutti parlano degli esiti del coronavirus a livello polmonare e quindi dell'insufficienza polmonare residua in alcuni pazienti, specie quelli che sono stati in terapia intensiva. Però esistono anche altre forme molto più diffuse come la broncopneumopatia ostruttiva, l'enfisema, il trapianto stesso di polmone. Noi abbiamo spesso pazienti che sono stati trapiantati nelle nostre università o in quelle di regioni vicine che vengono riabilitati. Quindi noi ci occupiamo di riabilitazione nei 3 settori fondamentali. Naturalmente una riabilitazione di alta specializzazione non è la riabilitazione che viene eseguita perifericamente un po' in tutte le ULSS o in molte strutture private e che riguarda i comuni problemi per esempio ortopedici dopo intervento all'anca o al ginocchio. Questa è una tipologia di paziente che noi non gestiamo e che è diffusamente e adeguatamente gestita nel territorio. Quindi non c'è bisogno di una struttura ospedaliera di alta specializzazione che abbia la possibilità di ricoverare, oltre che di avere un day hospital, un ambulatorio per questi pazienti. Noi gestiamo il livello più alto di riabilitazione, quello altamente specialistico e più difficile, come si comprende anche parlando di questi pazienti. Certo, Oras è davvero un'eccellenza, come ha detto lei, moltissime persone vengono anche da fuori regione, da fuori del Veneto per arrivare da voi. Noi abbiamo un afflusso di pazienti anche da altre regioni oltre che da tutto il Veneto. Ricordo che per quanto riguarda le mielolesioni, ad esempio, l'argomento che stiamo trattando oggi, noi abbiamo 25 letti per questi pazienti e poi ci sono altri 2 ospedali in Veneto, nella parte nord-occidentale, che ne hanno 12 e 15 se non sbaglio. Quindi facciamo più di 2/3 dei posti letto per pazienti mielolesi del Veneto, quindi il grosso di queste persone, di questi pazienti, passano per Oras. Noi abbiamo una parte gestionale molto importante per la nostra regione e noi auspichiamo anche che ci siano ulteriori sviluppi, nel senso che venga finalmente varata la rete riabilitativa regionale, per la quale noi siamo stati nel recente passato
e siamo tuttora molto propositivi, per la quale avremmo già approntato anche una piattaforma informatizzata alla quale potrebbero collegarsi varie strutture, vari ospedali e ambulatori nel territorio, per gestire in maniera adeguata il flusso dei pazienti da riabilitare a seconda della loro gravità, quindi per allocarli nel posto più idoneo da un punto di vista medico-scientifico. E stiamo appunto sollecitando l'istituzione di questa rete, che poi dovrà vedere anche la partecipazione delle società scientifiche interessate, ma il primo atto deve essere compiuto dalla Regione con un censimento che noi avremmo già anche delineato nelle sue caratteristiche principali, per poi, ripeto, dare un quadro organizzativo di alto livello a tutta la riabilitazione nervosa, neuromuscolare, cardiologica e pneumologica. Insomma, implementare ancora di più quello che è la riabilitazione e la specializzazione. Certo. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta. Nell'ora che abbiamo trascorso insieme abbiamo raccontato il progetto Vela for All dell'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, insieme all'associazione Lo Spirito di Stella, e abbiamo avuto durante la prima parte della puntata in collegamento proprio Andrea Stella, il presidente e il fondatore di questa associazione. Un progetto molto importante che ha visto anche la partecipazione e vede la partecipazione della Lega Navale, che permette sostanzialmente a 4 pazienti dell'ospedale di Motta di Livenza, insomma, di intraprendere un percorso formativo, potremmo anche chiamarlo così, sportivo, per provare la barca a vela. E allora io chiedo al dottor Zanardo, perché Horas e lo sport è un binomio che, insomma, non nasce adesso con questo progetto, perché Horas collabora con il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, è così? Effettivamente è così, c'è questo connubio tra Horas e sport che ha trovato un terreno fertile anche in tutti quelli che sono le figure che lavorano all'interno di Horas, grazie alla lungimiranza della direzione, la disponibilità anche poi di tutti quelli che sono i responsabili delle unità operative, e questi giovani ragazzi, medici, fisioterapisti, che magari anche in prima persona praticano sport. È nata negli ultimi mesi del 2016, per poi prendere sviluppo più corposo nel 2017, questa collaborazione con il CIP Veneto. Quindi istruttori del CIP, in collaborazione con le figure professionali di Horas facenti parte del team, hanno organizzato degli incontri in prima battuta educativi in merito a varie discipline sportive paralimpiche, quali il gioco della boccia, il tennis tavolo, il tiro con l'arco, l'orienteering, oltre anche a altre attività, certo, sì, sono numerose, e quindi attraverso questo supporto degli addestratori del CIP e della collaborazione, i pazienti hanno potuto in prima battuta prendere delle nozioni teoriche in merito a queste discipline sportive e quindi metterle in pratica all'interno delle palestre di Horas, della nostra palestra della terapia occupazionale, oppure anche negli ambienti esterni di Horas, per portare poi avanti questo tipo di percorso sempre nell'ambito sportivo, del reinserimento sociale e comunque della comunicazione, della condivisione tra i pazienti. Sono stati organizzati all'interno delle attività dei tornei specifici, magari di tiro con l'arco oppure di calcio balilla, anche con la composizione di squadre miste tra fisioterapisti o altre figure e pazienti, con tornei e con classifiche
e con anche delle premiazioni che poi sono state effettuate in un momento di gioia qual era stata quello delle festività natalizie, dove tutta la nostra unità operativa si ritrova per cercare di ricreare questo ambiente familiare tra gli utenti, le persone e i familiari, e premiare questi risultati sportivi che erano stati ottenuti attraverso un duro lavoro, definiamolo tale, di addestramento con queste figure del CIP e tutto il nostro personale. Anche questi percorsi e esperienze molto importanti, insomma, per le persone che ne hanno preso parte. Certo, assolutamente sì, purtroppo sono state interrotte per i noti problemi legati alla pandemia, ma è un compito di Oras e di noi tutti cercare di andarle a riproporre il prima possibile, in quanto riteniamo non siano dei tasselli fondamentali nel progetto di reinserimento di una persona, sia con disabilità di tipo menomazioni di tipo spinale o cerebrale. Certo, assolutamente. Perché vanno proprio a beneficio, insomma, di queste persone. Dottor Pauletto, le chiedo questo: la domanda riabilitativa secondo lei è destinata a crescere in futuro, e se sì, Oras sta, insomma, mettendo in campo dei progetti per il futuro? Sì, la risposta è sì, in entrambi i casi. Allora, l'aumento della domanda riabilitativa è legato da un lato all'invecchiamento della popolazione e dall'altro anche al fatto che oggi vengono, fra virgolette, recuperati pazienti, condizioni cliniche che una volta non lo erano, e quindi questi pazienti hanno bisogno di essere seguiti in maniera specifica. Per fare un esempio terra a terra, quando non c'erano i trapianti di cuore non c'erano più neanche i sopravvissuti e quindi non c'era nessuno da seguire e da riabilitare, per fare proprio un esempio molto, molto banale. Il punto è che per portare avanti un progetto riabilitativo che sia moderno e adeguato, bisogna avere risorse e bisogna che ci sia una capillarità, una distribuzione periferica della riabilitazione, ma d'altro canto deve essere centralizzata, perché ci vuole uno specialista specificamente altamente preparato. Come si può risolvere questa dicotomia apparente? Si può risolvere con i mezzi tecnologici moderni, e in particolare se ne parla in tutte le salse tutti i giorni e qualche volta a sproposito, con la teleriabilitazione. Cosa significa teleriabilitazione? Significa che il paziente può eseguire un programma che ha appreso in ambiente specialistico al suo domicilio, e questo viene seguito, verificato periodicamente dalla sede centrale, senza che il paziente si muova dal suo domicilio. E noi abbiamo in Oras, ad esempio, un progetto, siamo titolari, siamo il capofila di un progetto europeo che si chiama Protocols, che ha proprio questa finalità, cioè stabilire protocolli con i quali andare a implementare la riabilitazione in periferia, in modo che sia capillare, al domicilio del paziente, con un contatto diretto, e questo rientra nell'ambito della telemedicina genericamente, con il paziente che è stato riabilitato e deve continuare ad esserlo a casa, e quindi al di fuori delle mura dell'ospedale, al di fuori anche del day hospital o dell'ambulatorio. E questo è un salto che bisogna fare, e bisogna farlo in maniera razionale e preordinata e non sporadica, perché io leggo sui giornali di teleriabilitazione fatta distribuendo questionari ai quali il paziente risponde a casa. Non è questa la riabilitazione di cui noi abbiamo bisogno. E il progetto europeo di cui noi siamo capofila ha partner sloveni, spagnoli, portoghesi, austriaci. Abbiamo quindi una serie di competenze che confluiscono su questo progetto, che poi produrrà
una serie di protocolli applicabili in tutta Europa, lo tradurremo in tutte le lingue che serve e questo può essere un ulteriore passo avanti. Ci sono altre iniziative analoghe in altre istituzioni, qualcuno è più avanti di noi, altri sono più indietro, però noi abbiamo avuto questo, abbiamo vinto questo progetto europeo e abbiamo ancora meno di 2 anni per portarlo a termine e ci stiamo lavorando alacremente. Certo, insomma, ed è questo un aspetto fondamentale, no? Perché si continua comunque a investire su quella che è la salute e il benessere delle persone e sulla ricerca. Siamo in chiusura e io ringrazio davvero di cuore il professor Paolo Pauletto, presidente del consiglio di amministrazione di ORAS, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione Motta di Livenza. Io lo specifico sempre perché a volte può essere un po' difficile da comprendere. Grazie anche al dottor Claudio Zanardo dell'unità spinale di ORAS. Grazie dottore. Grazie anche a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento dunque alla prossima puntata. Arrivederci.